Great. We've got an exciting third session for you, which is comprised of two speakers, Grant Lewis from the British Museum and Alexis. Should I start again? So thank you very much for coming back after lunch. We have a very exciting third session for you, which comprises Grant Lewis from the British Museum and Dr. Alexis Balotta, from the Art History at Park University, National Louis University, and from Chicago. But my name is Harriet O'Neill, and I'm Assistant Director at the British School at Rome, which means I'm responsible for the humanities and social sciences. And for those of you who aren't familiar with the institution, it is Britain's largest international research institute. We were founded in 1901 in Rome, and we've been welcoming scholars from the arts, humanities, now social sciences, and of course archaeologists since that date. And it seems really appropriate that I'm here representing the British School at Rome because this notion of the Grand Tour is very much key to what we do, and I can see even in the 7 months that I've been here how beneficial a period in Rome is and what our students take away from that. But without further ado, we have Grant Lewis, and as I said, he's from the Prints and Drawings Department at the British Museum. He is their inaugural Getty Paper Fellow. His research there examines the museum's collections of Italian Renaissance drawings, which are also the subject of a course he teaches at the University of Cambridge. He previously worked at the British Library and the Christ Church Picture Gallery in Oxford, and his interests, as we should see today, are also on the reception of the Renaissance drawings. So over to you, Grant. Thank you very much, Harriet. Ovviamente grazie anche alla comunità scientifica. So today I'm very much presenting a British point of view, where the image of the Grand Tour is synonymous with collecting, fixed on the image of young, wealthy travellers acquiring choice examples of modern and antique art in an atmosphere of complete refinement. If undoubtedly romanticised, not least on the part of the tourists themselves, neither this picture nor the centrality it is afforded is unwarranted. But as a creeping fashion for a warts-and-all approach to the tour has compelled scholars to diversify their angles and points of view, it has nevertheless become clear that this purely aristocratic experience of collecting and travel did not exist in isolation, but as part of a rich tapestry still to be viewed in total. Standing in the way are several blind spots, the existence of which is the fault both of the tourist's self-presentation and closely allied academic prejudices for and against certain subjects, prejudices which, once acknowledged, allow us to get a sense of where these blind spots lie. One that deserves particular attention has arisen from the long-standing art historical indifference to more modest visual forms like prints, book illustrations and other works on paper, images that are not art, so to speak, with the result that until recently little attention has been paid to the variety of the material collected. To put it another way, the art of the Grand Tour has eclipsed the visual culture of the Grand Tour, to the extent that while it is as abundantly clear that tourists habitually amassed a variety of material, and that major purchases were rarer than is often assumed, the consideration of this material is a recent and still patchy endeavour, even with celebrated and well-known collectors. But if it has obscured parts of well-known collections, this imbalance has been much more detrimental to our understanding of collectors of more limited means, whose entire collections were formed of less valuable items and graphic works in particular. So affected is one ubiquitous and extremely important breed of tourist, the tutors, guides and bear leaders, that is the scholars, priests and the like, who accompanied and instructed the young aristocrats in their travels across the continent. If their importance to the tour has long been recognised, only very recently has this recognition extended to their potential interest as collectors, whether on behalf of their charges or even more excitingly in their own right. And with this acknowledgement, a handful of items owned by tutors have begun to emerge. From these, we can get a sense that tutors were voracious collectors of particular kinds of objects, and that they formed a distinct species of collector in line with their particular social and educational background, in terms of what they acquired, obviously, but also in presentation and use of their collection, whether for their own purposes or for the education of their charges. Generally speaking, they promise to be a very rewarding subject, as unlike a great many of their charges, there is little doubt about their enthusiasm for the curriculum of the tour, or for the objects that they acquire,
and so they have plenty of common ground with the scholars now studying them. Thus, with the histories of the Grand Tour and of collecting slowly deepening into a new subdiscipline, today I would like to foreground and flesh out this subject by looking at a remarkable and yet completely unstudied survivor that is big and complete enough to serve as a case study for guides for tutors' guides, part of a collection of prints and drawings belonging to Walter Bowman, a highly experienced player and not completely unknown to scholars of the Grand Tour. This comprises some 400 prints and drawings, the rump of which are bound in 3 albums formed by Bowman himself, which are now in the National Libraries of London and Edinburgh. The content of all 3 is very closely connected with the Grand Tour. One of the volumes, in London, signed and dated 1766, is devoted almost exclusively to French topography, while the other 2, in London and Edinburgh, are devoted to Italy, and Rome in particular. The former, bigger album, proudly signed by Bowman as 2 anni e mezzo in Italia viaggiante, and these 2 albums are dated 1739 and 1766. All 3 share a common format, distinguished by a fine manuscript title page and a diligently compiled index, which, typically for virtuoso, are written in the language most appropriate to their subject. The volume now in Edinburgh is also very handsomely bound, and to judge from how many Bowman is known to have lavished on fine bindings, there is every reason to suppose the other 2 were once similarly presented, one of the many signs of the esteem in which these albums were clearly held by their owner. As the range of dates makes clear, Bowman had ample time to collect. In fact, he made his first guided tour back in 1724 as tutor to one Samuel Roll, which was followed by at least 4 more trips over the Alps. His experience is also reflected in the calibre of the charges he was able to attract. Simon Harcourt, Viscount Newnham, who toured with Bowman in 1732-4, and 2 members of the family of the Earls of Hertford, a family of particular importance in Bowman's story, for whom he spent a long and apparently happy employment as a tutor and controller of the household. The first of these, of 1737-9, was as the accomplice of Henry Seymour Conway, younger brother of the first Earl and cousin and close confidant of Horace Walpole, while the second, made in 1764-5, was as tutor to Henry's nephew Francis Ingram Seymour Conway, later Lord Beauchamp, for whom an aging Bowman was evidently coaxed out of retirement in order to serve the family he clearly felt devoted to. The Seymour Conways were a family of considerable cultural clout. Their collection, which Francis in particular had a hand in amassing, is today well known as the nucleus of the Wallace collection in London, and their tours are also worth highlighting at this early stage because they correspond exactly in date with the dates given on all 3 of the albums from Bowman's collection. Given Henry Seymour's association with Walpole, and I look forward to Alexis's paper after this, it is remarkable that of all of Bowman's tours, this is the one that has been completely missed by scholars. As from Walpole's correspondence, it is clear that Bowman was with Seymour Conway throughout the part of the journey he shared with Walpole, then on perhaps the most famous of all British grand tours with the poet Thomas Gray. In fact, Bowman is known to have sent Walpole information about travelling in northern France, and his name crops up over several decades of the latter's correspondence. Walpole was one of many distinguished acquaintances, which also included the likes of Hans Sloane, the founder, if you like, of the British Museum, and Andrew Du Carroll, and Bowman was also a constant presence in London's scholarly circles and virtuoso societies, the Dilettanti, Society of Antiquaries, and the Royal Society, even if it was not in his nature to contribute much. Indeed, whether in Britain or abroad, Bowman was the archetypal scholarly potterer, and dilettante, who amassed large and extremely diverse piles of knowledge that was seldom disseminated, and who displayed a preference to follow rather than lead that makes him an ideal bellwether. His value as a test case is further enhanced by how much is known about his life and travels, by no means a given with tutors, which is thanks to a large and diverse array of documentation illuminating both his tours and his collection. If the survival of this paper trail alongside the collection may seem fortuitous, it is in fact a symptom of a high protectiveness that explains much, from his reticence to publish to the selection of many of the items in his collection,
And while this is certainly an eccentricity on Bowman's part, it is probably one that highlights several truisms about Bowman's collections in general. Nowhere is this eccentricity more apparent than in the near-obsessive care Bowman devoted to the well-being of his library, of which his collection of prints and drawings formed an integral, inextricable part. This is especially clear in his will, about half of which is given over to securing its future well-being, both in incredibly detailed instructions about how to repatriate it to his 5 birthplaces, and in a lengthy, frankly draconian list of rules by which it is to be governed. Indeed, his library really was duped him enough for Bowman. From the account books that survive, it was clearly responsible for much of his outgoings, whether in additions or beautifications, and it is the essential context in which the collection of prints and drawings must be set, where they were ordered, stored, and consulted. Indeed, it is with the library as much as foreign travel that we should begin to frame the parameters for studying not only Bowman's collection, but Guy's collection more generally. Of the tour and yet also the library, a collection such as Bowman's appears to exist somewhere between these two worlds, and in its attempt to define the essence of the tutor's collection, this paper aims as a priority to ask what was the relationship between a collection like this and the actual experience of travel. These conflicting pools are neatly illustrated by one of the more curious objects from Bowman's collection, a tracing of the southern part of a map of Gaul from Gerard Mercator's edition of Ptolemy's Ancient Geography. Here's the actual printed map, which was evidently made by Bowman from his own heavily annotated copy before setting out for the continent, presumably so as not to have to risk bringing the original highly precious book with him. So made in the library for use in the field, it clearly did not lose its value on Bowman's return. On the contrary, even though he must have had the original to hand, Bowman evidently thought this tracing as worthy of his French album, where it is presented with no less care than any other object. Though French, an item such as this makes an ideal starting point for an overview of the collection, giving a vivid sense as it does that Bowman's setting out for the continent, as well as an idea by what we mean by the visual culture of the Grand Tour, of how apparently rudimentary the material of interest to guides may have been. Suffice it to say that most of the time the images were chosen primarily for their informational as opposed to artistic value. This does not mean that Bowman did not acquire works for aesthetic merit, but it is his desire for visual knowledge, if you like, that guides the layout of the albums and gives them a specific tenor quite distinct from similar aristocratic collections of material. This distinction is no less clear with material shared with aristocratic collections, such as prints. Whereas the latter may typically arrange prints by artist, here they are ordered by subject, and because he was guided by content rather than form, neither did Bowman follow the aristocratic tendency to separate manuscript and printed imagery. Instead, he used easily obtainable groups of prints as an armature around which he embellished the collection. With the Roman material, this inevitably meant the wares of Giovanni Domenico de Rossi and his adopted son and successor Domenico, who furnished many a British traveller with extensive suites of their bread and butter of royal-sized views of ruins, antiquities, and modern sites and rituals. Easily obtainable in both Britain and Italy, and of generally dependable quality, prints like these were a staple of many a tourist collection, forming a sort of honest mid-range that could be supplemented as desired. The scope of their back catalogue also allowed collectors considerable rein in forming a collection close to their own interests, a process aided by the firm's still relatively novel practice of publishing a stock catalogue, which was updated fairly regularly until 1724, the same year Bowman first arrives in Rome. This catalogue also served as a template by which collectors arranged their purchases, and for his large Roman album from the 1730s, the one in the British Library, Bowman was no exception, adhering to its structuring of prints into groups devoted to the ancient city, the modern city, and its works of art, and frequently to its very specific ordering of individual prints as well. Yet the way in which he utilised the catalogue is more notable for its differences from other survivals rather than its similarities. For whereas many of his compatriots ordered their impressions in albums specifically devoted to De Rossi prints, so emphasising the maker, Bowman's focus on subject matter, and perhaps also the more modest size of his collection, caused him to separate the scheme from its makers and use it to structure and even plan an entire part of his collection.
The result, common to all three volumes, is an extraordinary mixture, not to mention democratization of material, high and low, hand-drawn and printed, visual and textual, because of the common value of its content. To look at how Bowman embellished the structure he blocked out with these suites of prints, let us now move on, both from prints and from the image we started with of Bowman setting out on his tour, to look at material gathered directly in the field. Whenever his curiosity was piqued by something on his travels that had been poorly described or not engraved at all, it appears to have been routine for him to solicit an illustration from a local source. These range from diagrams and sketches to more finished drawings. Some are undocumented and difficult to penetrate, but light can be shed on a fair few of them, thanks to the good fortune that a high proportion hail from what is by far Bowman's best documented trip, his tour of 1732-4 with Simon Harcourt. Put in sequence and in the context of this tour, it becomes readily apparent that the variety of these shoots is a direct reflection of the variety of Bowman's queries, to say nothing of the sources to which he turned. As far as Italy is concerned, the first of these requests was made shortly after Bowman had crossed the Alps, as part of an ongoing correspondence with Firmin Abauzit, honorary librarian of Geneva and one of Europe's most respected scholars, and a natural correspondent for someone with Bowman's scholarly pretensions. Their correspondence began whilst Bowman was in France, where he provided transcriptions of several ancient inscriptions for Abauzit. Abauzit was a Protestant, so he couldn't see them himself. And they must also have met during Bowman's stay in Geneva in October 1732. In January the following year, while wintering in Milan, and with the approaching journey south evidently on his mind, Bowman sought a return of Abauzit's favour by asking for help in filling in a gap in his knowledge about the draining of Lake of Alino in antiquity and its effect on the countryside around Rieti and Terni, countryside he would inevitably guide Harcourt through as they neared Rome. Together with his reply, Abauzit's map survives in the Edinburgh album, heavily annotated with references to the usual classical authorities, whose collective ambiguity on the matter seems to have been the cause of Bowman's original uncertainty, possibly entering into his mind as he was rereading key texts in preparation for the next stage of his tour. In this instance, Bowman preempted his journey with a drawing, but as he and Harcourt slowly moved further down the peninsula after quitting Milan in February, we also encounter him obtaining images during or after an encounter. Such instances are found in the sheets acquired from Georg Christoph Martini, whom Bowman employed as a local cicerone around his adopted home of Lucca. Martini was a very different source from Abauzit. Though he shared his antiquarian interests, he was first and foremost an artist who had swapped Saxony, hence his Sassone, for Lucca in 1725 in order to study painting, remaining there for the rest of his life. In addition to painting, Martini cultivated a reputation as a conoscente that his correspondence with Bowman shows was not unjustified, and throughout his Italian existence he travelled regularly, making copious notes and drawings along the way of everyday life, the natural world, and in particular ancient roads and antiquities. His first drawing for Bowman was one such study. This is a sketch of the little-known Roman bath several miles to the west of Lucca at Massaciucoli, mistaken in Bowman's day for a temple of Hercules, which we know Martini made ad vivum on an excursion to the ruins with Bowman and Harcourt. As Bowman and his charge carried on south during the summer of 1733, and as Tuscany and Lucca became further and further away, Bowman's use for Martini changed, so that instead of making images on the spot, his value now lay in his ability to fill in gaps in Bowman's visual records that Bowman could no longer amend himself because he was too far away. It was evidently after having identified one such gap that Bowman turned to Martini once more, asking him to provide drawings of two sites in Pisa that he had seen but did not have a satisfactory record of: the Roman baths and the so-called Vaso del Talento, a 2nd century urn that must have piqued Bowman's interest because of a local legend claiming it as a gift of sorts from Caesar. Bowman's original request does not survive, but from a lengthy description of his method that Martini included in his reply, it would appear that the latter had been briefed with typically thorough instructions in order to ensure the reliability of the finished product. The drawings were eventually sent in November, by which point Bowman and Harcourt were in Rome, and thanks to Martini's description, they are easily identifiable
with two drawings now in Edinburgh. That's the first, and that is the second. This is as much of the collection as I can cover today, and as I move towards a conclusion, I must say a little more about how Bowman amassed his collection, because the picture is often not as clear-cut as for items like Martini's, especially with the prints. This is chiefly because of the increasing availability during Bowman's lifetime of foreign prints in the ballooning market of London. And while there are cases of a print being bought in the place illustrated by that print, for every example like this, there is another print that presents a much more complicated picture. For example, even though Bowman must have visited Benevento at least once on his trip to Naples in 1724-5, he appears to have bought Teresa de Lepore's etching of Trajan's Arch, not in Benevento, where the prints were also published, but back in Britain. And then there are even occasional prints published in London, like a quartet of Roman views by Francis Vivalis, which are particularly challenging, not just because they were homegrown, but because they first appeared after Bowman's final visit to Rome. He didn't actually go in the 1760s, he only made it as far as Florence. And so, if I return to the key question I set about answering, about defining the relationship of this collection to the tour itself, things look much less straightforward now than when we started. Having complicated this relationship rather suddenly, regrettably I'm also going to have to leave my conclusion rather open-ended. I think we can say that while the relationship between the collection and the tour was predictably close, this proximity came with some surprising complexities, doubtless shared with other guides' collections. In the coming months, I'd like to define these difficulties and their epistemic implications in more detail, but for now, rather than simply finding this case as complex, I would like to suggest that many of these teasing complexities are a testament of the usefulness of these albums to their owner. And I have one complexity in particular in mind, which I have not yet mentioned, but which my slides may already have given away. Namely that the apparently direct relationship between particular tours and particular albums, where the dates aligned, is nowhere near as clear-cut as the dates given on the albums suggest. So the volume dated 1739 actually contains prints first published in 1745, like this one, while the two albums from the 1760s are full, as we have seen, of items collected more than 30 years before, back in the early 1730s. So what we actually find in the albums is a late fossilization of material that was in use for much of Bowman's adult life, and must previously have been subject to continual changes of arrangement, value, and function, depending on the changing circumstances of their owner. These circumstances, however, must have been directly related to foreign travel, whether their owner was planning, conducting, or recalling a tour, whether they were in the field, or whether they could call upon the resources of the library. And so it is probably fair to say that the more we know about the imperfections of travel in the 18th century, the more the muddle of the albums will prove true to the tour after all. Thank you. Thank you very much, Grant. We're going to, as I said at the beginning, we're going to listen to the next paper and then take questions at the end. So if I could just invite you up. So it gives me great pleasure to reintroduce our second speaker, Dr. Alexis Culotta, who, as I said, is Lecturer of Art History at Park University at National Louis University, and also Lecturer in the Learning Department at the Art Institute of Chicago. Alexis's specialism is art and architecture of 16th century Rome, particularly Raphael, and her forthcoming monograph will examine the topic of Roman workshop exchange in the wake of Raphael's death, building on work published in the Journal of the 16th Century and also in various book chapters. So thank you very much for joining us, and over to you, Alexis. Thank you very much, and ringrazio a tutti per organizzare questa sezione. I'll start with a letter excerpt here. Since I wrote to you, I have had the pleasure of seeing Mr. Brand, but I must own that I have been much mortified that he did not put it in my power to contribute to his amusing himself here. Mr. Brand came here with a resolution, which he had executed likewise in Rome and Naples, not to go into any company at all, as his whole time was taken up in the gallery and seeing other curiosities. In this excerpt, dated to 1755, from one of his many exchanges with associate Sir Horace Mann,
Sir Horace Walpole, the 4th Earl of Orford, recounts the recent visit of his colleague, Thomas Brand, to Florence, a visit during which, as Walpole laments, Brand was quite preoccupied, as he had been in Rome, with taking in the, quote, curiosities, end quote. While Brand and his travels reappear elsewhere in Walpole's voluminous compendium of correspondence, the small excerpt offered here is particularly fitting as it recalls the compulsive search for these rarities of history and their subsequent conspicuous display that became a crucial component of the 18th century practice of the grand tour. For both Walpole and Brand, this compulsion resulted in the development of respective collections of unique artifacts, many Roman, or at the very least referencing Rome, on their travels. One point, however, at which their collections converged was in a paired set of curio cabinets. As we can see here, named the Walpole cabinet and the Brand cabinet quite conveniently. While such cabinets were a popular means to commemorate grand tours, these cabinets are notable because they are relatively unique in design and yet serve as near replicas of each other. This paper explores the imagery and function of these two cabinets and questions what these similarities might convey when positioned within the context of Walpole and Brand's collecting practices and within the larger collecting legacy of the era. Given the social stature of both Walpole and Brand, and we had a brief introduction to Brand in Grant's talk, that they would participate in a cultural practice as popular amongst European elites as the grand tour would be expected. Walpole was the son of British Prime Minister Robert Walpole, and thus was privy to a luxurious youth, an exceptional education, and, thanks to inclinations of his parents, an early introduction to art and its collecting. His father's political connections guarded Walpole several sinecure positions of seeming importance and high wages, but of little work, which afforded Walpole the unique luxury early in his life of being able to dedicate his time primarily to his own interests. Though he spent technically only 2 years between 1739 and 1741 on his grand tour, the majority of this time was spent in Italy, specifically Rome and Florence, which was where he made the acquaintance of expats like Sir Horace Mann, who had decamped to Florence in 1737 and had become the de facto host for British visitors to the city. That he features prominently in Walpole's letters then is to be somewhat expected. Walpole also enjoyed the company of close friends, such as travel companion Thomas Gray, a scholar and poet whom Walpole had befriended during their student days at Eton College in Cambridge. While this friendship frayed over the course of their journey, resulting in Gray's early departure from Italy, it is clear that Walpole did not want for acquaintances, as numerous colleagues and chums are noted in his correspondence. Amid these social connections was Thomas Brand, a man whose legacy is largely obscured as his cousin, also named Thomas Brand, and of a very similar age. Our Thomas Brand was born in 1717, his cousin Thomas Brand was born in 1719. And unsurprisingly, cousin Brand was also an avid participant in the grand tour and a collector of antiquity. It is known, though, that the elder Thomas Brand, our Thomas Brand, like Gray, most likely met Walpole while a student at Eton. The son of yet another Thomas Brand, I'm sorry for all the Thomas Brands, and Margaret Nichol, Brand enjoyed a similarly privileged upbringing at his family's estate, the Coo of Hertfordshire, which his mother purchased in 1732 following his father's death. And we see an image of that here. Unfortunately, the abode is demolished. He entered a career in the political sphere in 1735, serving as a member of Parliament through his very last return for Okehampton in 1768. In addition, he served as director of the opera and is associated with the Society of Dilettanti, which had formed earlier as a study group of sorts for the arts of ancient Greece and Rome that sought for the revival of these antique forms in 18th century contexts. And the portrait that you see on the left here is from a series of portraits rendered by George Knapton for the Society of Dilettanti. Thus, it seems clear that both shared a fascination with history and collecting. It seems not without coincidence, in fact, that Brand also took a grand tour between 1738 and 1741, the same time in which Walpole was engaged in his sojourn. One can also note that, despite the minimal knowledge that remains of Brand's and Walpole's connections, it seems, as documented in Walpole's letters, that he was very much aware of the intimate affairs of Brand's life. It is in these letters from Walpole to Mann, for example, that one learns of Brand's rather melancholy existence, and conveniently corroborates that we're talking about the white Brand here, the Thomas Brand of the Who.
As he noted in a letter from 5 June 1754, Brand's wife, the lovely Lady Caroline Pierpont, had died the year prior, transforming a relatively cheery man into, quote, the most unhappy man alive, end quote. The fact that Brand reappears throughout Walpole's correspondence, and that once again in 1754 the two were engaged in another Italian trip, suggests an ongoing and potentially close connection with each other that is further substantiated through this striking rosewood cabinet design. In July of 1743, just after his return from the tour, Walpole notes in another of his letters to Mann that, quote, I have a new cabinet for my enamels and miniatures, just come home, which I am sure you would like. It is of rosewood, the doors inlaid with carvings in ivory, end quote. The cabinet to which he refers here today is known as the Walpole cabinet, a splendid furnishing most likely crafted by the famed London cabinet maker William Hallett Sr., whose embodiment of the late 18th century Palladian revival made his work strikingly popular. Featuring clean architectural forms rendered in the deep tones of Paduke or rosewood veneer, the cabinet reflected a form most likely taken from Hallett's direct study of examples illustrated by Andrea Palladio, as we can draw parallels in the design roughly to some of the illustrations that were included in Palladio's I Quattro Libri d'Architettura of some of Rome's ancient temples, and this is just one example as a parallel. This cabinet also boasted an array of inset bas-relief carved ivory plaques, most purchased while in Rome and of subjects of Roman mythology that cover the door fronts and also accented the inside of the door faces. The cabinet was relatively shallow as it was designed to be mounted to the wall and showcase a gathering of diminutive artifacts, such as portrait miniatures and enamels. Its artful combination of ivory and wood was particularly unique for its day. Given that this cabinet was one of the first furnishings commissioned by Walpole upon his return from the tour, it would seem that one can position it as foundational to the development and display of a Grand Tour antiquarian's personal collection of curiosities. For Walpole, this object would eventually become part of a massive showcase housed in his architectural masterwork, a summer villa nestled within 50 acres along the Thames River that became known as Strawberry Hill. Purchasing the property in 1747, Walpole called on colleagues John Shute and Richard Bentley to design a dwelling solidly Gothic in its inspiration that grew over the course of the 1750s and 1760s into a sprawling estate with every room packed with Walpole's roughly 1,000 object collection. Those who witnessed this collection relate a variety of responses. For some, this splendor of riches encouraged an overwhelming sense of awe. 19th century critic Thomas Macaulay described the residence, for example, as one in which, quote, every apartment is a museum, every piece of furniture is a curiosity. We wander among a profusion of rarities, of trifling intrinsic value, but so quaint in fashion, or connected with such remarkable names or events that they may well detain our attention for a moment. A moment is enough. Some new relic, some new unique, some new carved work, some new enamel is forthcoming in an instant. One cabinet of trinkets is no sooner closed than another opened. For others, Walpole's space was perhaps too overwhelming, a pastiche of elements that seemed cobbled together rather than carefully curated into a uniform whole. Nevertheless, each room was designed to embody its own character or theme. There was the Holbein Chamber, for instance, that was completed in 1759 as a celebration of the Tudor age, with a round drawing room, the decor of which Walpole dedicated to his father, himself a well-established patron and collector. And nearby was also the Tribune, a space modeled after the Tribuna in Florence that had become a jewel box of treasures admired by grand tourists and served as a modern-day Florentine Wunderkammer of sorts. And this particular space was dedicated to his mother, Catherine. And we see it here in a watercolor composition by John Carter on the left, and then just a contemporary view on the right to give a sense of scale. This space was packed with artifacts, as we can see in Carter's watercolor here, ranging from the substantial to the diminutive, from the lavish to the simple. And it was in the center of this richly decorated space that the Walpole cabinet was eventually displayed. And we can see it in the center of the room there, one of the doors open. From the studiolo to the Wunderkammer, the tradition of the cabinet collection originated in the 16th century as a means for the well-to-do to illustrate their learned intellectualism through an array of worldly possessions. These spacious showcases that incorporated elements of art, science, and history became the root of the modern museum connection, as the, quote, cabinet became synonymous with entire rooms or gallery spaces.
However, it also undoubtedly influenced the resurgence of such literal cabinets like the Walpole and Brand cabinets on a much more diminutive scale during the 18th century days of the Grand Tour. Such vessels became a means through which visitors to Rome and other locales throughout the Italian peninsula could collect their own array of souvenirs for conspicuous display in one's home. Many such cabinets have been handed down to us from history that range in emphases from nature, such as the elaborate cabinet of the Duchess of Portland, Margaret Cavendish Halls Harley, that boasts one of the most expansive collections of naturalia from the era, to those of sheer elegance, like the elaborate Rosenborg Palace glass cabinet that constituted a gift of Venetian glass to King Frederick IV in the early years of the 18th century. Thus, this space became for Walpole one to embody this tradition. Wall after wall was filled with these unique curiosities, and at its center was this cabinet, thus a cabinet within a cabinet, equally enveloped with this rich array of ivory carvings and revealing inside Walpole's impressive collection of miniatures. What is particularly intriguing, however, is that, as we already know, this cabinet was not unique. A parallel cabinet strikingly similar in design was also created, most likely by Hallett's studio as well. The second cabinet, known today as the Brand cabinet, was clearly based on Walpole's cabinet design and seems to suggest that the intent was to conjure a close replica. Little is recorded of Brand's collecting practices, save for his penchant for collecting prints, drawings, and paintings. Nevertheless, Brand's cabinet undoubtedly held a similar miscellany of portraits in miniature, and potentially enamel and wax medallion portraits as well, a point supported as there were several wax medallions still included within the cabinet as late as 1939 that bore Walpole's signature on the reverse. The two are quite similar, and some narratives repeat on both. While there's not time to go through all of the similarities and compositions, as just one quick example to review, each has a parallel image of the findings of Hercules and also the shared motif, as we see here, of the pacing lion, which could have been inspired by several sources. Slightly different placements, of course, between the two cabinets, and I apologize for the very small image from the Walpole cabinet, but we can see the parallels between them. Some scholars connect this image with the parallel likeness conjured by a sculptor Gian Bologna. We see a variation of that by Giovanni Susini on the right-hand side. Others propose it's based upon the antique relief of the pacing lion inset within the Palazzo Barberini in Rome. What this seems to suggest is that these panels reveal parallel quotations of art, both past and present, a theme that is echoed elsewhere in the motifs illustrated, not only changing between media, but also these quotations between the past and the contemporary world. For example, Brand's cabinet includes an ivory depiction of Jupiter and Io as one of its central panels, and this composition derives clearly from Correggio's adaptation of the narrative. We can see also in the case of, jumping back and forth briefly here, in the case of the Walpole cabinet as one example, the incorporation of a quotation in ivory of a 1st century BCE gem known as the Strozzi Medusa, which we can see here on the right-hand side. And as another example of this melding of past and present, we can look at a couple of these ivories that are included on the right-hand door of the Brand cabinet, where the central oval plaque is a small rendition of the Belvedere Antinous, later identified as Hermes, as we can see on the right, and on the left is a small roundel portrait of a contemporary figure, although who it is not known. It's important to note, though, that while we can draw these similarities between the two cabinets, they are not indeed identical, completely identical. While both feature an array of carved ivories, those that adorn Brand's cabinet are wholly mythological and classical in narrative, save for a contemporary portrait, although the profile portrait could be tied to the classical tradition. Meanwhile, Walpole's cabinet ivories venture outside of that realm, taking in narratives such as Judith and the Head of Holofernes, which we can see as one of these central panels on that cabinet. In addition, it's clear that Walpole's cabinet excels in ornamentation. While both cabinets feature the elaborate wooden scroll work capped with ivory eagle heads at the bottom, that ensconce a separate drawer at the very bottom of the cabinet, the upper pediment of Walpole's cabinet is also adorned, something missing from Brand's cabinet, with miniature ivory replicas of sculptures of Inigo Jones, Andrea Palladio, and Il Fiammingo of Francois Duquesnoy, most likely rendered by James Francis Vercovus, after sculptures originally created by the Flemish sculptor John Michael Rijsbrak.
and these join with other plaques that are rendered most likely by Giovanni Battista Pozzi, so kind of a mixing of several artists' work here. Walpole's reference to Ruysbrack's work might have been a nod to his father's impressive collection at Houghton, which included sculptures of Demosthenes, Minerva, and Justice, Peace, and Abundance, all by the Flemish sculptor's hand. Both likenesses of Jones and Palladio, however, were based on Ruysbrack's design for full-size sculptures of each icon for the gardens of Lord Burlington's Chiswick House, only several years later, and we see those depicted on the right-hand side here. The striking similarity, though, between these cabinets, generally speaking, even though we can point to some differences, the similarity is significant because, as has been noted by those who have studied Walpole's collecting practices, he enjoyed having an eclectic array of objects, and central to that style was the unique nature of each object of the other. As James Lilly has noted, Walpole dedicated his life to collecting the inessentially singular relic, a practice that Walpole felt was crucial to the formation of a museum-worthy collection. As Walpole himself noted in an editorial of sorts to the Journal of the Museum, he says, quote, "The notion I have of a museum is a hospital for everything that is singular," end quote, wherein the notion of the singular could be interchanged equally with the rare or the unique. It was perhaps this drive for a unique collection that encouraged Walpole to write his own inventories, first of his father's collection at Houghton Hall, documented in the Edis Walpoleanae from 1743, and then of his own burgeoning collection at Strawberry Hill in Description of the Villa from 1774. As Sylvia Davoli noted, quote, "The description was not a wealthy gentleman's whim, but the culmination of Walpole's serious and didactic efforts to place Strawberry Hill in the wider world of scholars and collectors," end quote. Given this incredible emphasis on the unique, what can one make of the conscious duplication and the creation of these two similar cabinets? Is this one instance where Walpole broke his own rule as to the need to acquire the singular object? The impetus behind these commissioned cabinets is still sufficiently vague to prevent one from fully understanding just how these two cabinets were to be connected. That is, whether Walpole envisioned this cabinet and its sister in Brand's collection as being adequately unique for display, or if Brand commissioned the cabinet on his own, perhaps as an emulation or an homage to his colleague Walpole. At the same time, we can contemplate how these cabinets function, given the fact that they both eventually became ensconced in substantial collections in their respective lavish country estates. But before then, they were a central mode of display at each man's London home. Before its installation at Strawberry Hill, Walpole's cabinet was a central component of his collection. Collections displayed in his Arlington Street home in London, and similarly, Brand displayed his first in his home at 22 St. James Square. This suggests that these cabinets and their relatively eclectic assembly of references, narratives, and materials served initially as diminutive cabinets of curiosity all their own, a souvenir of the Grand Tour that consumed less space than the full-scale Wunderkammer, yet was adequately diverse and compelling to convey to all who peruse their holdings of the intellectual and antiquarian abilities of both men. For years, these two cabinets coexisted merely kilometers apart from each other on the outskirts of London. Today, following the dissolution of both Walpole's and Brand's legacies, these cabinets live continents apart. Despite this distance, perhaps they still serve to remind viewers of the importance of the Grand Tour souvenir, to reflect learning and to preserve connections both with history and with colleagues who embarked all together on these extravagant tours of antiquity. Grazie. If you would like to stay here, and if Grant wouldn't mind coming back up, we've got, I think, about 10 minutes for questions. So thank you very much to Francesca for putting together the papers, because I think they do speak to each other. We've got on one side and Grant's side the idea of the guides, the charges, and here we have very much the charges themselves. So you probably can have a discussion between yourself. It's also nice to think about different modes of display. So we've got the album and we've got these cabinets. And I think we're both also looking at material not needed, so it's not sort of go-to material with the Grand Tour, but diversifying the source of material as I should be. So, does anyone have any questions for either of the speakers? Yes, go ahead.
Thank you so much for these both really interesting interventions, which bring us back a little bit also at the origins of the Grand Tour in Great Britain. I have a question about the Walpole collection and the cabinets, and especially the Tribuna. No, I mean it's a duplication of the Firenze Uffizi Tribuna, and I would like to ask you to expand a little bit on the relation between the space model, the model of the space of this really special ground plan and so on, and the objects, and maybe how the collectors around perceive this replication in Great Britain. Sure, yes, definitely, that's a great question. I can go back to that image so we can look at it quickly. Yeah, so this particular space was very much exactly inspired by the design of the Tribuna, the notion being that it would be this fantastic sampling of a variety of elements. And what I think is particularly interesting, and we see this reflected a little bit in Carter's image here, when we think about the nature of one of these cabinets of curiosities, or a Wunderkammer, it's not just painting, it's also elements of nature, oddities or exotic elements. And in a way, what I think is clever with what Walpole has done here is that this cabinet kind of accomplishes all of those things, since it makes these references, the materiality of ivory, and references to ancient gems and other art forms. In a way, he brings together that range of material through this display of elements here. But it is it's much smaller in scale, which is why I thought this contemporary image, the Carter Watercolor gives us a sense of a very grand space, but in actuality, it's not quite so big. So it is supposed to be a more intimate space than something like the Tribuna. And part of that was to create a comforting space for his mother. He had a very close relationship with his mother. And so since he dedicated this particular room to her, he kind of wanted it to be sort of an homage to her as well. But the responses were very mixed. So some people thought that this was fantastic, and some thought it was too much for the eye, and they moved on. So I've got a question. How would they, it's difficult to read the image, but Yeah. how would they access the cabinet? How high up is it? How closely inspected would it be? Yeah, so it would be at eye level. So yeah, below there's a little piece of furniture that would be sort of a tabletop, so you could take materials out if you wished and view them on the surface. But yeah, the idea being that it's a very shallow, I didn't put them in here, but it's a very shallow cabinet. So the idea is it's just sort of hanging on the wall, not much deeper than you would imagine a large frame would be. So that it sort of fits in very nicely. It doesn't project from the walls of a large scale cabinet. So, yeah. Great. Does anyone else have any questions for the speakers? Because I've got a question, I guess, which might apply to both of you, but specifically to Grant. I just wondered how you used Oban as a case study. Have you any sense yet in your research about how typical? Well, I mean, this is the great question. We don't really know because we don't have. I mean, I think there are other collections out there, but they're just quite well hidden away. Compared to the other small fragments we have of other guides' collections, it does fit. And I think hopefully the more we look, the more other collections will emerge. You'll notice they're hidden away in libraries. These things aren't in museums. And images, as someone who worked in a library for 3 years, I've sort of seen how images that are in libraries tend to get lost because people don't tend to look for images there. But yes, from the few fragments we have, and from other references by tourists to collecting things that now don't survive, it does seem to fit. And I think, as an individual, he's not someone who pushes the boat out. He's not a setter of taste. He's clearly someone who follows other people. So I think in terms of personality, he perhaps has the right personality for a lot of them. Monopolizing. Are there any more questions? I have a question for both, I guess. I'm thinking, is the collection also a way to support, facilitate the artist and the local artist in their artistic education? Also because the travel to Rome sometimes is very expensive. So is the collection a way to support the local artist? Do
Do you want to start? I didn't mind if you was going first. It doesn't matter to me. You go. Okay. To some degree, yes, but again, it's more informational rather than artistic. Certainly, when Bowman got an image that he couldn't find elsewhere, that hadn't circulated, he made sure to pass that image on when he was back in Britain. So the image of the Basel Massachusetts collection, when he got back to Britain, he then passed that drawing on to Richard Pocock for his tour of the East, which was sort of this large topographical tour of Italy, and then heading out to Constantinople, where he was a governor. So that image was then engraved and was then published in Pocock. And on the image I showed, there's a little label that Bowman wrote next to the drawing where he says, I pass this on to Pocock for it to be engraved. So he's very keen to circulate knowledge. It's not so much artistic, because that's not his primary focus. Yeah, I think particularly for elements of Walpole's collection, and I didn't talk about this for the sake of time, but there's, I think, a lot of, in terms of who he is commissioning, for example, artists like Rysbrack, who's creating these sculptures, and some of the ivory, or some of the images are based on Rysbrack's sculptures. Rysbrack was also working with figures like Lord Burlington, as I mentioned, and Lord Burlington's Chiswick House is a fantastic example of neoclassical design, so kind of the opposite end of the spectrum of something like what Walpole ends up creating at Strawberry Hill. So I think there's a lot of different valences in terms of why he's choosing some of the images that he's choosing. So it's a little bit of a blend of looking to the past, and maybe it is in part to sort of support contemporary artists, but it's also making this kind of commentary on this larger artistic community in sort of subtle ways, if that makes sense. I was very stricken by the visual culture that Bowman actually kind of showed for his collection. Could he be someone connecting the Italian artists, Battoni or whoever comes to mind, with the people he was actually guiding? So that would be a special addition to his knowledge of people, but also of his visual culture. And guides certainly did act as intermediaries. Piranesi dedicated several engravings to other band leaders. So I think quite possibly, yes. I think Battoni possibly, although he's a bit late for Bowman. But yes, I think definitely. He does. I mean, he doesn't really collect that much imagery because he can't. Fine artistic imagery because he can't afford it. But when you read his travel diaries, he's clearly very interested in it at the same time. We do tend to think perhaps of guides as antiquarians rather than connoisseurs, because of their education, but the interest is definitely there. Do we have any more questions? We've got a few more. But I have a question again. Yeah. Yes, you brought up the question of the natural elements, the interest in the real curiosities of nature and so on, and which let me think about South America, so the discovery of the Americas and Asia and so on. So there's like a mix of these different travels, the Grand Tour to Italy, France, everything, Europe, the Eurocentristic perspective, but then we have completely a shift of the perspective, and how is it mixed in the cabinet? So I mean, you talked about 1,000 objects, so it's a lot of different material, and I can imagine, is there any way to classify and to understand from where they are, also especially the natural pieces? Sure. Well, in the cabinet proper, most of the miniatures were of European figures, the ones that Walpole documents, and he goes on at quite length about his collection. Exactly what's in the cabinet proper. And again, it's hard to say for Brand what exactly he had on display, since there's so few pieces that have actually been somewhat. And those wax medallion portraits I mentioned, there's nothing in writing that says they actually were Brand's. They just happened to be in the cabinet, so there's a possibility that between the dissolution of his estate and 1939, they were put there by somebody because they had Walpole's signature and it seemed to fit nicely. So the cabinet proper would have, the Walpole cabinet would have predominantly small portraits of Western European figures, but beyond that, the collection had a wider array of materials. Yeah. And have you come across any other of these cabinets?
Not like this. No, right. Yeah, these are the only two that look like this. Again, the smaller cabinet, you can find a whole host of, where did it go? There we go. You can find a whole host of freestanding cabinetry that were commissioned to display objects with, some had, Pietra Dura inlay, some had, references to other elements. These two are very distinct, though, in their design, and this combination of wood and ivory, which is why they kind of stand out. They're very singular and yet very much alike, which seems unusual. So. And these amazing collections as well. Right, exactly right. Brilliant. So if there are no other questions, then I think we should thank our speakers and move on to the break. Thank you very much. Bene, riprendiamo allora con la quarta e ultima sezione, poi passeremo alle 18 in biblioteca erziana, quindi speriamo che il temporale non ci sorprenda, ma dovremo fare come le tappe proprio del Grand Tour e fare il passaggio dai tedeschi adesso. Allora, sì, speriamo di no. Dai. Allora, io sono Francesca Parrilla e come co-coordinatrice del RAN non posso non ringraziare la professoressa Claudia Conforti e Giuseppe Bonaccorso per averci affidato l'organizzazione di questa nuova edizione del Grand Tour del terzo millennio, e devo ringraziare anche i 3 membri del RAN che avete conosciuto questa mattina, Jacopo, Arianna e Anne, per la perfetta organizzazione. Ringrazio anche l'Accademia di San Luca e la Biblioteca Erziana per averci accolto e tutti i partecipanti che sono giunti da ogni parte del mondo. Ora vorrei infine mandare i nostri saluti e i migliori auguri, so che arriveranno via web, ad Ariane Varela Braga, che con me coordina il RAN ormai da tanti anni, che da pochi giorni è diventata mamma della piccola Alice. Ora, bene, è un piacere introdurre adesso il primo relatore di questa sezione, il professor Jean Gauthier, che è Directeur d'études presso la Scuola di Alti Studi in Scienze Sociali di Parigi, però sede di Marsiglia, se non sbaglio. Okay. E si è occupato di storia politica e sociale francese tra il XVI e il XVIII secolo e successivamente ha dedicato i suoi studi all'aristocrazia italiana, in particolare alla nobiltà fiorentina dal XVI al XVIII secolo. La sua ricerca attuale si incentra sulla storia comparata dell'aristocrazia europea. Fondamentale per gli studi cartografici è il suo volume sulle piante di Parigi, edito nel 2002, e vorrei ricordare qui la sua partecipazione al progetto Frutaz, di cui faccio parte, un progetto dedicato alla riedizione delle piante di Roma moderna in stampa, già raccolte da Pietro Amato Frutaz nel 62. Che vede la collaborazione dell'Università Notre Dame, del Centro Studi sulla Cultura e l'Immagine di Roma e la Biblioteca Vaticana. Ora, oggi il professore ci presenterà le sue recenti scoperte documentarie. Si tratta di un'inedita relazione di un giovane francese in tour per le corti europee durante la seconda metà del Seicento. Il titolo del suo intervento è Uno sguardo alle più belle corti europee, il tour dell'Europa di un nobiluomo della corte di Luigi XIV, 1669-1670. Lascio la parola a Gian. Grazie molto per l'invito, grazie molto per l'accoglienza, non voglio ripetere tutti i ringraziamenti, condivido per andare avanti e per andare nello stesso tempo indietro, perché siamo partiti dall'Ottocento e con il mio intervento arriviamo alla metà del Seicento. Quello che devo dire questa mattina quando ho sentito i primi interventi mi sono stato sentito un po' fuori, ma adesso con i 2 ultimi interventi sul Grand Tour britannico del Settecento sono cose per me molto più familiari. Direi brevemente in introduzione che gli storici da più di un quarto di secolo adesso, gli storici delle società aristocratiche dell'Ancien Régime, per loro il Grand Tour è diventato un oggetto per varie ragioni di cui non è lo scopo di questo non è lo scopo di questo simposio di studiare, da un'intensa attività storiografica internazionale che ne ha fortemente trasformato gli approcci e il modo in cui gli storici erano concepiti per lungo tempo. Per molto tempo abbiamo avuto un modello standard del Grand Tour utilizzato dagli storici e formatosi probabilmente negli anni 50 e 80, gli anni 50 e 80 del Novecento, che proponeva una concezione un po' limitata del Grand Tour
come una caratteristica delle elite britanniche che assumerebbe una forma completa nel Settecento, periodo in cui raggiungerebbe il suo apice e il suo cuore sarebbe costituito dal viaggio in Italia. Come ogni modello standard, naturalmente una forte componente di verità, ma hai sempre più numerosi studiosi che più recentemente si sono interessati al Grand Tour, è sembrato adesso eccessivo e insufficiente. Oggi vorrei prolungare la riflessione che ho cominciato dalla fine degli anni 90 e che mi ha portato a criticare o a riprendere questa concezione. Per fare questo utilizzerò, come l'ha detto Francesca Parilla, un esempio conosciuto grazie a un lungo e inedito racconto di viaggio scritto in francese da un giovane gentiluomo della corte di Luigi XIV e che è conservato nei manoscritti francesi nella Biblioteca Nazionale a Parigi. Prima di tutto una prima riflessione, parliamo del dopo il Grand Tour e noi sempre lavoriamo sulle cose che sono state fatte dopo il Grand Tour, perché non sempre utilizziamo a volte delle corrispondenze, ma spessissimo lavoriamo su racconti scritti, manoscritti o pubblicati che ricordano il Grand Tour. Lavoriamo su, adesso con la storia materiale, con la storia visuale del Grand Tour, lavoriamo su collezioni, quindi lavoriamo su prodotti del Grand Tour e bisogna è necessario integrare questo elemento nelle nostre riflessioni, perché già c'è un lavoro di costruzione, c'è un lavoro anche di memoria che vuol dire un certo modo per presentare, per formare questo Grand Tour. Ho trovato da qualche tempo molto utile utilizzare ad esempio la nozione che Walter Benjamin ha proposto di Nachleben, quindi quello che si fa dopo, che si utilizza, che produce qualcosa dopo il Grand Tour. Grand Tour, l'utilizzo, ma nel mio titolo non l'ho utilizzato perché è una parola che è poco utilizzata nel periodo moderno. C'è sempre citato il Grand Tour di Richard Lascelles, ma che è un'interpretazione forzata, perché si tratta in questo senso preciso nel testo di Lascelles, che è stato pubblicato nel 1670, del Grand Tour di Francia, che è un'espressione legata a vari itinerari diversi che esistevano in questo momento tra il Petit Tour de France e il Grand Tour de France. Invece Lascelles parla di Grand Tour de France e di Giro d'Italia e vuol dire che non è il Grand Tour nel senso che noi utilizziamo. Mi concentrerò, partendo da questa relazione, su 3 punti. Dopo aver presentato la fonte e lo stesso viaggiatore, vorrei chiarire in che cosa consiste questo viaggio seguendo il suo itinerario. Vorrei poi chiarire questa espressione di mostrarmi le corti più belle dell'Europa, che è all'inizio del testo, all'inizio delle prime pagine, e infine vorrei riflettere, e torniamo a questo punto sull'argomento del convegno, sul luogo della visita dell'Italia in questo viaggio, sul posto occupato dalla visita dell'Italia in questo viaggio. Come sfondo vorrei sottolineare le difficoltà incontrate nello studio del Grand Tour, che sono strettamente legate alle fonti e vorrei un po' riflettere su che cosa ci dice, che cosa non ci dice o non ci dicono le fonti che utilizziamo senza dare loro uno sguardo sufficientemente critico. Una lunga frequentazione delle fonti, posso dire, sto provando a scrivere un libro un po' generale sul Grand Tour in Europa e ho letto più di 350 racconti di viaggi, 30% soltanto sono inglesi, gli altri vengono da quasi tutti i paesi dell'Europa, a eccezione della penisola iberica, che è una delle assenze maggiori del tour, e quindi vorrei fare qualche riflessione per concludere su queste cose. Per, darvi un'idea più precisa, non ho fatto fotografie del manoscritto, che comunque è un manoscritto molto leggibile, non è molto particolare, non ci sono immagini, non ci sono carte geografiche, è soltanto un testo. E
ho messo, sul PowerPoint ho messo il testo francese che tradurrò nella mia presentazione. Questo è l'inizio del manoscritto. Traduco: come nell'anno 1669 regnava la pace in quasi tutta l'Europa e come io avevo fatto tutti i miei studi e i miei esercizi, essendo al mio 17° anno, decisero di farmi viaggiare per un po' e di mostrarmi le corti più belle d'Europa. E acconsentì con grande piacere, perché oltre ad essere nato con sufficiente curiosità, capii facilmente che viaggiando come mi era stato proposto avrei potuto conoscere molto meglio il genio dei popoli, gli interessi dei principi e la situazione dei loro paesi, di quanto potessi fare nei libri e nelle relazioni altrui, e che questa scienza era molto utile ad un uomo della mia nascita. Le prime righe della prefazione, che è scritto e annotato al ritorno dal viaggio su richiesta del padre, espongono molto chiaramente le ragioni e gli obiettivi che lo hanno motivato. Se il manoscritto non fornisce elementi precisi per identificare il viaggiatore, ci informa a sufficienza per disegnare il suo ritratto. È un giovane, 17 anni, che ha concluso i suoi studi, vuol probabilmente dire è andato in uno dei collegi di gesuiti a Parigi o nel Regno, e i suoi esercizi, questa è una parola più tecnica, il termine si riferisce all'apprendimento dell'equitazione della scherma, nonché delle arti mondane, musica, danza, eccetera, essenziali per corteggiare, che il giovane nobile faceva in una delle tante accademie per la nobiltà che avevano aperto a Parigi fin dall'inizio del Seicento. Lui appartiene in modo chiaro a una famiglia dell'aristocrazia di corte, della corte di Luigi XIV, senza dubbi a circoli molto vicini al sovrano, perché chiede a quest'ultimo il permesso di lasciare la corte e di recarsi in Europa. Ottiene lettere di presentazione, chiamate lettere di credito, dal re stesso, che gli dà anche le sue istruzioni, come dal ministro di Stato, segretario per gli affari esteri. La sua famiglia sembra essere stata politicamente molto attiva per molto tempo. Suo padre, dice l'autore, non ha, cito, risparmiato alcuno sforzo per rendermi perfetto. Era un uomo che aveva viaggiato a lungo, cito, il che aveva permesso alla sua famiglia di avere, cito, molte alleanze e commerci all'estero. E per concludere, conosceva, dico, perfettamente l'utilità del viaggio e ciò che serve per beneficiarne. Partenza del viaggio. Io ho lasciato Parigi in settembre 1669 con 2 persone di qualità che volevano fare questo viaggio con me, 6 signori, 2 dei quali erano abbastanza vecchi ed esperti da occuparsi della nostra condotta, e una trentina di altri ufficiali al nostro servizio. Quindi non è un viaggiatore banale, questo è chiaro, anche se non conosciamo il suo nome, insomma. Ho chiesto aiuto da qualche collega specialista del periodo per forse poter un giorno identificarlo. Il programma di viaggio è stato certamente elaborato prima della partenza. L'itinerario scelto portò il viaggiatore in Italia, passando per Ginevra e Torino, le Alpi, la Svizzera e le Alpi. Dopo aver appreso a Milano la morte di Clemente IX, si recò più velocemente del previsto nella città santa durante il conclave, che si riunì dal 20 dicembre 69 e elesse Clemente X Altieri alla fine di aprile 70. Trovando lungo la permanenza romana e, dice, noioso il procedimento del conclave, decise di fare
delle corse vaste, piccole citazioni, prima a Napoli dintorni, poi nei dintorni di Roma, soprattutto a Tivoli Frascati. Niente di eccezionale, cose banalissime. Poco dopo l'elezione papale, al termine delle cerimonie di intronizzazione, lascia la città il 27 maggio. Il percorso poi segue i classici passi di molti grandi turisti della fine del Cinquecento, attraverso i patrimoni di San Pietro, l'Umbria, fino a Loreto, posto centrale per l'Europa, dice, e seguendo la costa adriatica raggiunge Bologna. Una settimana a Firenze, prende la strada per la Germania, passando per Ferrara, Venezia, Padova, Verona e la sede vescovile di Trento sul confine imperiale. In tutto il viaggio d'Italia durò più di 9 mesi. La seconda parte del viaggio porta il viaggiatore attraverso l'Alemagna a Vienna, attraversando il Tirolo e la Baviera. Ma la decisione di Luigi XIV di occupare nuovamente la Lorena, mentre il viaggiatore risiedeva a Monaco alla fine di luglio 70, lo portò a cambiare radicalmente il suo itinerario iniziale e a ritornare urgentemente direttamente in Francia per partecipare militarmente all'operazione. Ecco il testo. Questo mi fece decidere di andare direttamente a Strasburgo, ho un po' riassunto il testo, dove, avendo compreso che le truppe del re non erano ancora partite, ho continuato il mio viaggio in Olanda e nelle Fiandre. A questo non il testo arriva dopo. Continua allora il suo viaggio lungo la valle del Reno, attraverso Francoforte, Magonza e Colonia fino all'Olanda, dove alla fine di agosto entro in Utrecht e Amsterdam. Il ritmo del viaggio divenne più veloce, attraversando l'Olanda e le Fiandre in 2 settimane prima di raggiungere Lille, città fiamminga che era stata presa da Vauban, maresciallo di Luigi XIV, nel luglio 67, 3 anni prima, e diventata francese col trattato di Aquisgrana nel maggio 68. Fu in questa città che venne a conoscenza dell'arrivo delle truppe francesi in Lorena. Scusate, questo è il testo. Non lo traduco perché è un po' lungo. Il giovane viaggiatore e suo padre, quindi un piccolo riassumo brevemente quel testo, va in Lorena, si rende conto che non può essere ammesso nelle truppe del re e torna alla corte di Parigi, a Parigi. Ma il giovane viaggiatore o suo padre non ritiene che il viaggio sia completo e nel maggio 71, quindi 6, 7, 8 mesi dopo, parte per un breve viaggio in Inghilterra che si riduce a un soggiorno di 8 giorni a Londra che lo rende particolarmente arrabbiato. Contesto politico che posso spiegare, insomma, non è molto importante. Il contesto politico, diciamo questo, la morte del Papa e l'incontro del conclave, la decisione di Luigi XIV di occupare la Lorena, la sua campagna delle Fiandre nel 71, che è il punto di partenza del suo viaggio in Inghilterra, il contesto politico modificò profondamente un progetto iniziale, sia nella sua temporalità, permanenza più lunga a Roma, viaggio abbreviato in Austria o in Alemagna, che nel suo itinerario inizialmente era molto più ambizioso e avrebbe dovuto svolgersi come altri viaggi europei di aristocratici francesi che posso dare un elenco di esempi vari che non importa adesso. Negli anni 50-60 abbiamo vari esempi di viaggi che fanno un giro completo dell'Europa, in generale partendo più all'inizio verso il nord e poi tornando e terminando con l'Italia. Uno molto famoso, ad esempio, è quello che fece il figlio di Colbert, il marchese di Seignelay, e ci pensavo questa mattina perché è un viaggio molto interessante per capire l'intreccio che c'è tra dimensione politica e dimensione artistica del viaggio, perché Seignelay fu accompagnato in questo viaggio dall'architetto
Blondel, scusate, Blondel e anche da un pittore, e il viaggio stesso a Roma fu organizzato in stretta collaborazione col direttore dell'Accademia, Erard, di cui si è parlato questa mattina. Allora, un giro dell'Europa delle corti, che cosa vuol dire? Il progetto iniziale, come chiaramente indicato nella prefazione del rapporto o della relazione, è estremamente chiaro. Non si viaggia per visitare i paesi, diciamo, anche se il rapporto è diviso in viaggio d'Italia, viaggio della Germania, viaggio dell'Olanda e viaggio dell'Inghilterra, ma per vedere le corti più belle. La relazione fornisce molti elementi in questo senso. Il viaggiatore risiede per 2 mesi e mezzo a Torino, capitale del Ducato di Savoia, il cui principe Carlo Emanuele II, strettamente legato alla Francia, ha continuato a vedere crescere il suo potere politico e il suo prestigio. E questo è uno dei rari chiarimenti forniti dalla storia sull'accoglienza del viaggiatore da parte di un principe. Sottolinea ad esempio il fascino del Duca di Savoia e l'accoglienza che mi ha dato mi ha fatto tornare 2 volte a Torino. Inutile tornare sul suo interesse per Roma, che ho già precisato, e dice insomma, e questa è la piccola descrizione che dà dalla corte di Roma. La corte del Papa è augusta ma licenziosa. Vi lascio commentare. Senza dare però le ragioni di tale giudizio, si limitò a precisare che tra i grandi signori e i principi che vi abitano ci sono poche persone di qualità. Il loro treno è superbo in certe occasioni, e che la gelosia troppo esatta della nazione che tiene il Signore in perpetua servitù causa parte del, in francese, dérèglement, io direi licenza, forse, ho avuto un po' di difficoltà a tradurlo, la licenza del sesso, che è bello, civettuolo ed estremamente abile. Il passaggio a Firenze, dove torno a vedere la corte, non specifica se può essere accolto dal nuovo Granduca Cosimo III, anche se da una descrizione della coronazione del Duca a giugno 70, anche lì strano perché è una corte molto legata alla Francia. Come lo sapete, Cosimo III aveva sposato una principessa francese, Marguerite Louise d'Orléans, che era la cugina prima di primo grado di Luigi XIV, e Cosimo, o da Gran Principe di Toscana, era stato ricevuto da Luigi XIV l'anno precedente a Versailles durante un Grand Tour che fece Cosimo III. Mentre il viaggiatore descrive in dettaglio la cerimonia di incoronazione, non dà nessun dettaglio sull'incontro eventuale possibile col Gran Duca. La visita dettagliata al Palazzo Ducale a Venezia e le descrizioni del suo ruolo politico non suggerisce che egli abbia incontrato membri del Senato o di uno dei maggiori consigli della Repubblica. Lo stesso vale, insomma, si potrebbe andare avanti a Monaco di Baviera. Va ricordato che aveva previsto di visitare la corte dell'imperatore, una delle maggiori corti europee dell'epoca, ma che questa visita viene cancellata quando lui viene a conoscenza dell'operazione militare di Luigi XIV contro la Lorena. L'ultimo diciamo, elemento su queste corti è quello che ci è dato dalla visita a Londra, visita brevissima, ho detto 1 settimana, e lui dice, ecco la corte di Londra, ero molto curioso di vedere questa corte che mi è stata detta molto bella e dove le donne, lungi d'essere allo stretto, rossere, parola un po' strana, come in Italia, hanno molta più libertà che in Francia. Arrivato a Londra fa una vera scoperta. Questo è il secondo testo che scrive dopo qualche giorno di permanenza a Londra. Quando ho saputo che il re d'Inghilterra era tornato da Greenwich, andai a Whitehall per fare la mia corte al re e alla regina per la loro cena, come si faceva in Francia.
come facciamo in Francia, che sembra molto straordinario per i signori di quel paese, che solo raramente sono venuti a corte, a meno che non abbiano qualche responsabilità e che vivono ciascuno a casa propria, d'estate nelle loro case di campagna e d'inverno in città. Il calendario della vita di corte è molto particolare dell'Inghilterra, che in modo chiaro il viaggiatore non conosceva e che scopre quando sta per qualche tempo a Londra. Senza dubbio, piccoli indici che abbiamo nel testo, anche se il viaggiatore viaggia secondo il famoso protocollo detto dell'incognito, vuol dire che non si presenta con lo status sociale ufficiale. Viene infatti accolto ovunque secondo il suo rango, anche nei piccoli paesi, ad esempio a Philipsburg, che è una piccola fortezza al nord di Strasburgo, dove arriva a mezzogiorno e felice di essere stato, dice, perfettamente servito nella casa del governatore che è venuto a ricevermi alla porta della città. Ma non menziono mai i contatti, indubbiamente molto numerosi. Nella prefazione scrive: siamo stati ricevuti dappertutto con onori e buon trattamento. E sì, quindi questo è chiaro, inutile aggiungere altri elementi. Al di là della diversità e della molteplicità di informazioni che ci dà questo racconto, 3 elementi hanno attirato la mia attenzione. L'interesse per l'istituzione politica, che è un dato fondamentale del tour, non soltanto nel Cinquecento, come si è spesso detto, ma fino al Settecento. L'interesse per la caratterizzazione dello spirito dei popoli, delle principali capitali attraversate. Questo spirito dei popoli è un'espressione che è nella relazione. E infine la descrizione sistematica di tutte le fortezze e fortificazioni lungo il percorso. Quindi la funzione politica del Grand Tour è una cosa conosciuta abbastanza bene, e da uno storico americano del viaggio, George Park, negli anni 50, era stata anche proposta come un elemento di periodizzazione, come una caratteristica iniziale del tour. Invece, secondo me, che si vede benissimo con questo esempio, è una realtà che permanente fino alla fine del Settecento. Seconda dimensione anche politica è l'idea che bisogna osservare lo spirito dei popoli. Lo spirito dei popoli è una cosa che conosciamo bene nella letteratura del Settecento, quello che Kant considerava come una dimensione antropologica dello studio delle società, che riguardano in questo senso solo le capitali, dove il viaggiatore cerca di caratterizzare il comportamento degli abitanti, visti, percepiti come cittadini in certe repubbliche, in Italia ex repubbliche, o in Germania molto attento allo statuto di città anseatiche che attraversa, o come soggetti nel caso di vari regni. Quindi tutto il testo è pieno di questo tipo di osservazioni. Ultimo punto, un punto importante, all'inizio non ero stato, devo dire, quando ho cominciato a leggere questo testo, non ero stato molto attento a questa dimensione, che forse permette di capire meglio chi era il viaggiatore. Infatti è abbastanza insolito in questo tipo di discorso, di testo, di trovare che la descrizione dei luoghi attraversati inizia quasi sempre con l'osservazione meticolosa dei mezzi con cui le città si sono attrezzate per proteggersi da qualsiasi attacco, le fortificazioni che le circondano, le fortezze che fiancheggiano le strade di accesso, i castelli che le dominano e che possono costituire il cuore del sistema difensivo della città. La cosa più sorprendente è l'estrema tecnicità
delle descrizioni proposte dal nostro viaggiatore, capace di mobilitare tutto il linguaggio tecnico della poliorcettica. Vi do questo testo abbastanza lungo e ho anche avuto dei problemi per tradurre perché non essendo un esperto di fortificazione, a volte certe parole non conosco l'italiano per certe parole francesi, quindi se faccio una lettura veloce, si tratta della città di Ulm sul Danubio, si presenta come uno dei migliori luoghi di guerra che abbia mai visto in Germania. La sua situazione è piatta e la sua figura un decagono, va bene. Il lato ottagonale è nell'ultima regolarità e guarda in fondo alla pianura e le 3 figure rimanenti sono difettose e irregolari. Tutti i bastioni sono doppi come come si dice, cortine in italiano, cioè sopra ciò che è coperto si alzano altri pezzi di terra battuti ed erbosi come cavalieri alla maniera di una rotirata, che tuttavia lasciano tutto lo spazio necessario per maneggiare ogni tipo di armi lungo i parapetti dei primi lavori, e questo primo lavoro interiore è così alto che non ha bisogno di nessun altro parapetto che quelli en barba. Scusate le mie incompetenze, quello che voglio soltanto sottolineare e si vede chiaramente che lui ha fatto, come si dice, i suoi esercizi, perché in queste scuole per nobili c'erano veri corsi di ingegneria militare fatti per futuri ufficiali dell'esercito e ufficiali ingegneri militari che svolsero un ruolo decisivo nelle guerre, come si sa bene, nelle guerre del Settecento, dove gli assedi di città erano elementi centrali. Il viaggiatore fa poi osservazioni pratiche, evidenziando i punti deboli delle difese, i luoghi in cui un possibile attacco potrebbe facilmente vincere. Ad esempio a Ulm la parte più debole si trova sul lato del fiume e meno fortificata, il che lo porta a concludere sarebbe necessario iniziare ad attaccarlo lì e controllare prima di attaccare la più grande 40 dietro tutte queste strutture. Quindi se leggiamo tutto vediamo una serie di indicazioni molto precise su come attaccare e prendere queste fortezze o città che lui sta visitando. E sappiamo ad esempio per la città di Spira, che diciamo, sul Valle del Rodano, e lui dice: questa città è una delle chiavi per entrare in Germania. Non c'è bisogno di nascondere ulteriormente la realtà. Il nostro viaggiatore, sotto le sembianze di un classico viaggio di educazione, che comunque è anche un viaggio di educazione, è infatti qualcosa come una spia che ha ricevuto istruzioni prima della sua partenza dal re e dal suo ministro degli esteri, istruzioni che purtroppo per il momento non sono riusciti a ritrovare, che forse non esistono più. Anche il carattere strategico delle sue osservazioni viene sottolineato più volte. A volte viene rifiutato l'accesso a certi settori, come a Strasburgo il magistrato, vuol dire il sindaco, non consente la visita delle fortificazioni, o a Napoli, dove lui non può visitare le fortezze. A questo punto rimane una questione centrale: che cosa è venuto a fare una spia in Italia, paese a cui ha dedicato la maggior parte del suo viaggio? E finisco rapidamente, forse troppo velocemente, su questa ultima parte. L'Italia occupa una parte molto importante del viaggio. Inutile riprendere i dati. Attraversa le principali città: Torino, Milano, Parma, Modena, Bologna, Napoli, Firenze, Venezia e così via. Soggiorno particolarmente lungo a Roma, più breve nelle altre città, massimo una settimana. E poi per città più minori, se posso dire, un giorno o due. Anche se la penisola non è più la posta in gioco strategica che fu nel Cinquecento, durante le guerre d'Italia, va notato, e questo spesso è dimenticato anche dal punto di vista francese, che rimane un'area politicamente e strategicamente importante per la monarchia francese. Basta ribadire
una formula nel Testament politique, il testo il bilancio politico del cardinale Richelieu. L'Italia è considerata il cuore del mondo e Mazarin, il suo successore, aveva continuato sulla stessa linea politica. Il viaggiatore, come farà più tardi in Germania, descrive i sistemi militari, soprattutto nelle zone in cui la Francia ha recentemente intrapreso operazioni militari, come il Piemonte, la Lombardia e la Valle del Reno. Allora, come mai, che tipo di interesse può avere un viaggiatore del genere per l'Italia? 2 o 3 elementi per concludere. Prima di tutto, è l'Italia per un uomo di corte vicino al re e conoscere, diciamo, l'Italia per un uomo di corte vicino al re e ancora di più avere osservato le realtà politiche della penisola. Quello che il viaggiatore percepisce quando arriva a Roma, questo il testo, diciamo, due testi all'inizio e alla fine del soggiorno a Roma. Il primo testo, lui esprime dall'inizio, quando arriva, la gioia di vedersi nella città più famosa del mondo. Mi fece dimenticare tutta la fatica che avevo sofferto e la possibilità di imbattermi in un viaggio così noioso in una stagione così dura, grossi dedicati sulla penisola. Spiega poi le ragioni di tali emozioni. Secondo testo, alla fine del soggiorno, Roma, giustamente, può essere considerata il miracolo del mondo, poiché, nonostante le furiose rivoluzioni che le sono avvenute e la determinazione a distruggerla, si vede ancora oggi in uno stato capace di dare ammirazione e stupore a tutti coloro che la considerano, e che le nazioni che hanno voluto la sua rovina sono quelle che ora contribuiscono maggiormente alla sua grandezza e alla sua onra. Sarebbe un testo da commentare a lungo, sono molti elementi interessanti. Quali sono queste nazioni che contribuiscono alla gloria e alla grandezza di Roma nel pieno Seicento? Insomma, la Francia ha appena aperto l'Accademia di Francia a Roma, quindi forse è un esempio fra i vari elementi che possono, come dire, contribuire a questa gloria di Roma. Le osservazioni e la comprensione di Roma forniscono quindi una vera e propria lezione politica, una città capace di resistere a numerose rivoluzioni che avrebbero dovuto distruggerla. A questo punto si vede molto bene come, e finisco, il viaggio d'Italia è inscindibile da ciò che è stato il cuore stesso dell'uomo di corte dalla fine del Cinquecento. Vuol dire combinare l'apprendistato politica, la curiosità, quello che noi chiamiamo la cultura e il gusto. E forse questa diciamo la mia proposta finale, prima di dare 2 o 3 elementi per precisarla, che l'Italia in questo grande giro che è un tour d'Europa forse è l'unica zona, l'unico paese che rende possibile quello che possiamo chiamare un apprendistato globale del gentiluomo, una formazione globale del gentiluomo. Il racconto di viaggio del nostro anonimo viaggiatore, nella sua relativa sobrietà, nella sua diffidenza verso un approccio troppo soggettivo, questo è un problema per noi leggere questo tipo di testo, nella sua presentazione abbastanza, diciamo, aspettata, si presta con difficoltà, è vero, a un'analisi dell'esperienza personale del viaggiatore. Non fa eccezione all'essenza dei racconti di viaggio che sono diventati un genere letterario relativamente codifica, e questo senz'altro prima forse il pieno Settecento, quando diciamo il discorso di tipo confessioni si sviluppa. Quello che mi colpisce per primo quando leggi queste 400 pagine di relazioni dell'approccio materiale allo spazio urbano. Potrei dare elementi, ma vado al punto seguente. La città, diciamo, quello che interessa il viaggiatore è la bellezza della città. Una piccola citazione, forse l'ho messa in francese, no?
A Firenze, ad esempio Firenze, questa è Roma, scusate, la magnificenza delle sue chiese, il numero e la grandezza dei suoi palazzi, la grandezza e la bellezza delle sue piazze, la deliziosa varietà dei suoi vigneti e l'incredibile quantità delle sue superbe fontane sono cose che si trovano solo a Roma. Segue l'evocazione delle ricchezze che scopre, alle quali unisce la qualità delle decorazioni, esempi diversi a Torino, a Parma e così via. La cultura di questo viaggiatore mi sembra emergere dalla cultura della curiosità, come è stata affermata nel tardo Rinascimento, una delle testimonianze date dalla visita appassionata che fa ai tesori principeschi, i famosi Wunderkammer tedeschi. Abbiamo parlato già nella sessione precedente. Quando arrivò ad esempio a Monaco di Baviera si ricordò della visita dei tesori medici. Mi sono immaginato, quando ho visto gli armadi e il tesoro di Firenze, che non potevo vedere in Europa nulla che si avvicinasse per ricchezza, ma Monaco mi ha distratto e ammetto che non ho visto nulla che potesse eguagliarlo. E seguono 8 pagine di minuziosissime descrizioni dei tesori dei duchi di Baviera. Ma dobbiamo qui porci una domanda chiave per ogni analisi storica. Possiamo affidarci totalmente a un documento del genere per capire il gusto di un cortigiano del Seicento, quando dopo diversi mesi a Roma si lascia andare a notare: stanchi di vedere le belle cose, ci stanchiamo anche di descriverle. Quindi ne parlerò solo brevemente. Volevo aggiungere varie cose sul tipo di cultura artistica, il fatto che all'eccezione di Michelangelo, ad esempio, non è interessato dagli artisti, dai nomi vari dell'arte italiana, ma forse potremo discutere di questa cosa dopo. A nostra volta diciamo, non lasciamoci intrappolare da questa relazione, anche se ci sembra dettagliata e affidabile. Il viaggiatore del Seicento non si lascia trascinare in confessioni soggettive che si svilupperanno senz'altro a partire dalla seconda metà del Settecento. La cultura del cortigiano e soprattutto l'apprendimento di modelli a cui il futuro cortigiano deve conformarsi. L'aspetto convenzionale di molte storie di viaggio non è un errore di prospettiva, al contrario, la cultura del cortigiano si identifica innanzitutto con un'arte del piacere, di piacere, inscindibile dal buon servizio del principe. Questi sono i due aspetti che ho cercato di presentarvi oggi come una sorta di contrappunto ad altre rappresentazioni dove l'artista come individuo e la personalizzazione dell'esperienza soggettiva del viaggio costituiscono al contrario il punto centrale delle analisi. Grazie molto. Grazie, davvero molto interessante, una specie di 007 giovane francese. Non lo so, Magari proprio perché era mi lascio sognare. Va bene, comunque avremo modo di discuterne alla fine, quindi chiamerei la prossima relatrice, Rachel Gallego. Allora, Rachel Gallego è dottore di ricerca presso l'Università Complutense di Madrid e ha un master in museografia nella stessa università. Ha ottenuto diverse borse di studio nelle accademie straniere in Italia come nella Real Accademia Spagnola a Roma, la Fondazione Goya in Aragon e all'Istituto Universitario Olandese di Storia dell'Arte. Attualmente fa parte del gruppo di ricerca ACAP Art all'Università di Barcellona e sta lavorando alla trascrizione ed edizione critica del squarteggio di José Nicolás de Azara, materiale che si conserva presso l'Archivio di Stato di Parma. Dal 2007 si occupa dello studio del periodo italiano di Goya e della formazione degli artisti spagnoli a Roma. Sull'argomento infatti ha collaborato alla mostra Goya in Italia e al Museo di Saragozza nel 2008.
Il suo intervento di oggi ripercorrerà l'esperienza formativa a Roma di Goya e in particolare illustrerà come questa esperienza di soli 2 anni nella città eterna abbia influenzato profondamente la sua produzione artistica, un aspetto finora scarsamente analizzato dalla storiografia. Quindi lascio la parola a Raffaele, che quindi tratterà dell'aspetto spagnolo che poco fa abbiamo detto che è poco, diciamo, testimoniato. Buon pomeriggio a tutti. Prima di cominciare vorrei ringraziare l'organizzazione che mi abbia dato l'opportunità di stare oggi qui con voi. Io ho pensato all'inizio di parlare unicamente dell'impatto che la formazione in Italia ebbe sull'opera di Goya, però in realtà credo che il periodo italiano, che sono questi 2 anni, è abbastanza sconosciuto, è un momento della biografia di Goya ancora abbastanza sconosciuto. Goya parte per l'Italia nel 1769, nella primavera, all'inizio forse dell'estate, e rimane lì fino ad almeno settembre, forse sì, settembre. Ad ottobre abbiamo già documentato Goya a Zaragoza e oggi sappiamo sicuramente che è stato un periodo di 2 anni, che era una cosa su cui fino al 2010 non avevamo notizie certe. Lo sappiamo perché c'è un documento notarile fatto presso uno dei notari dell'Auditor Camere che viene inserito nelle capitolazioni matrimoniali di Goya e in cui 2 giovani aragonesi, Juan Adán e Manuel Eraso, che erano probabilmente personaggi che lui conosceva già da prima del viaggio in Italia, testimoniano che hanno avuto contatto permanente durante questi 2 anni e che Goya è stato lì per formarsi nell'arte della pittura. Quali sono gli strumenti che abbiamo per studiare questi 2 anni? Fondamentalmente il taccuino italiano, che conosciamo dal 1993, che è l'anno in cui il Museo Nazionale del Prado lo compra ed entra a formare parte delle loro collezioni. E abbiamo il quadro che lui presenta al concorso della Real Accademia per le Belle Arti di Parma nel 1771 insieme a 2 bozzetti e la lettera che accompagna il quadro, la lettera che presenta questo quadro, ed abbiamo 2 piccoli quadri, che uno di cui è datato, è firmato da Goya, l'altro sicuramente faceva coppia con questo qua, e altri 3-4 quadri che sono stati attribuiti con alcune perplessità, non sempre in modo chiaro. Il taccuino italiano, come ha detto molto bene Liliana Barroero, è un'opera su cui stiamo lavorando come se fosse un gran puzzle, no? In cui mettiamo diversi pezzi che ci danno sempre una visione più larga della formazione di Goya in Italia. Io vorrei semplificare l'approccio a quest'opera segnalando da una parte aspetti puramente pratici di questa permanenza e poi questioni meramente artistiche, però comunque vorrei sottolineare che il taccuino è stato usato nel ritorno in patria, cioè quando Goya torna in Spagna. Ci sono degli schizzi di un bambino che probabilmente sono schizzi del suo figlio Javier, che è l'unico che è sopravvissuto. Ci sono annotazioni un po' personali, tipo le date di nascita dei figli, battesimi, la data in cui lui si sposa, conti, ci sono anche questioni tecniche, schizzi che fa poi per delle opere che fa in Spagna. Questa pagina, che riguarderebbe tutta questa questione pratica, ci serve per capire il viaggio d'andata e del ritorno di Goya in Italia. Lui fa un elenco delle città, nella prima colonna cita semplicemente delle città che avrebbe visto con le poste, e quindi utilizzando le poste possiamo cominciare a lavorare e creare dei percorsi. Io credo che la prima città, Genova, Civitavecchia e Roma, corrisponda al viaggio d'andata, per cui lui fa un viaggio diretto già per arrivare a Roma e poi nel ritorno crea un percorso molto più lungo, facendo forse delle soste probabilmente a Venezia e poi anche a Genova, che sarà un punto molto importante in questi 2 anni per Goya. E poi nella colonna della destra lui segnala dicendo però las mejores son, cioè quelle che gli piacquero di più: Roma, dove avrebbe passato più tempo, Venezia, Bologna, Genova, Ancona. Chiama l'attenzione particolarmente tipo Macerata, che è una città piccola che non è che aveva una grande rilevanza all'epoca, e poi dice, precisa, città che ha visto dall'esterno, città come Torino, Padova, poi annota con sanguigna, forse in un momento posteriore, città che ha ricordato in un altro momento, come Torón, Avila, che è una delle città della Provenza, e Marsiglia. Nel taccuino ci sono 5 nomi di 5 personaggi che lui contatta o che probabilmente sono degli appoggi che ha avuto
durante questo periodo in Italia. E tutti e 5 hanno come comune denominatore il fatto che sono strettamente collegati al trasporto. In questo caso a Genova lui parla di Bartolomé Puigvert, che era un patrono di un barco, cioè un navigatore, che lavorava spesso per la famiglia Agnecco di Genova, oppure Luis Martínez de Beltrán, tesorero di Spagna, che era rappresentante della banca spagnola nella città di Genova, ma era molto di più perché era la persona che si occupava ad esempio del trasporto quando sono state soppresse tutte la posta spagnola che aveva sede fissa a Genova nel 1745, ma è quasi un rappresentante della corona spagnola. E questo dato è abbastanza... è un po' strano che un artista che praticamente è sconosciuto, che arriva da solo, che non viene con nessun tipo di borsa né appoggiato da un personaggio ufficiale riconosciuto, abbia un contatto così potente, paragonabile per esempio a Bernardo Tanucci a Napoli o forse a Puro a Roma, cioè un personaggio comunque molto importante. Questa pagina ci serve un po' di fulcro per cominciare anche a parlare su questioni artistiche, su interessi artistici di Goya in Italia. Però la notazione che questa è la prima pagina del suo taccuino, c'era un'altra pagina prima che è stata strappata, non sappiamo chi l'ha strappata, forse lui stesso, annota los papas son 253 el año 1771. Questa è stata interpretata come una frase strana per il taccuino di un giovane artista. In realtà io penso che lui sta facendo un riferimento a una guida della città di Roma, dove la cronotassi papale era relativamente normale. Probabilmente lui usa la guida di Nicola Roisseco, che nel 1769 ha avuto una traduzione allo spagnolo, ed è quasi come creare una cornice cronologica per la sua personale guida della città di Roma o dell'esperienza in Italia. In questa pagina disegna questa immagine di Corrado Giaquinto, è uno dei pennacchi della chiesa di San Nicola dei Lorenesi, forse è stato all'interno della chiesa di San Nicola dei Lorenesi, ha lavorato direttamente guardando l'affresco, ma è possibile che lui abbia visto proprio questo lavoro preparatorio che poteva trovarsi all'interno della chiesa di San Nicola, ma magari all'Accademia francese. Questo schizzo parla anche del rapporto che lui ha potuto avere con uno di questi testimoni che firma il documento che viene inserito nelle capitolazioni matrimoniali e che serve per stabilire le date della permanenza di Goya in Italia. Si tratta di un lavoro fatto all'interno della chiesa di Santa Maria del Monserrato degli Spagnoli, che penso sia stata molto importante per la permanenza di Goya in Italia, sia stato un appoggio molto solido, e che Juan Adán finisce nel 1772, ma sicuramente ha lavorato prima, c'è stata una conversazione, c'è stato forse uno scambio di idee. Goya ha fatto questo schizzo che poi utilizza per l'immagine di Santa Barbara, che si è data intorno al 1775, già quando era in Spagna. E nell'ultima pagina del taccuino abbiamo un elenco di cose che lui forse ricorda quando ha già finito la sua permanenza in Italia. Ricorda a Genova che ha visto un quadro di Guido Reni, 2 quadri di Rubens, uno di Carlo Maratta e uno di Guercino, che sicuramente sono riferimenti alla Chiesa di Gesù, all'Assunta del Carignano. Parla di un grande quadro di Paolo Veronese, in realtà potrebbe essere qualsiasi quadro a Venezia, ma forse l'Ultima Cena, che era uno dei quadri che spesso veniva citato dai turisti, dai viaggiatori che andavano a Venezia. Ricorda un gran quadro di Correggio a Parma, probabilmente sta pensando al quadro della Madonna di San Girolamo che si trovava presso la Reale Accademia per le Belle Arti di Parma, dove lui in qualche momento penso che nel viaggio del ritorno passa da questa istituzione presso il Palazzo della Pilota. Pensa anche alla Madonna di Raffaello a Loreto, e a Venezia lui dice di aver visto muchos originales del Bernini e del Gardi, cioè molti originali del Bernini e del Gardi. Quasi tutti gli storici hanno pensato che era uno sbaglio, cioè che in realtà lui stava facendo riferimento a delle cose viste a Roma, dove sia Bernini o Algardi ebbero una carriera attiva. In realtà io credo che lui stia pensando a questi originali che ha visto presso il Ca' Farsetti a Venezia, dove Filippo Farsetti, che era una specie di collezionista erudito, nei 2 viaggi fatti a Roma compra 600 modelli che colloca in questo spazio nel Ca' Farsetti,
e dove gli artisti giovani vanno a formarsi facendo un po' di concorrenza anche all'Accademia Pubblica che era stata creata nel 1750 e che è uno spazio che ricorderà nei suoi quaderni quando verrà a Roma anche nel 1779 Antonio Canesto Canova. La scultura classica ha una presenza importante nel taccuino, lui in questo caso disegna il torso belvedere, lo disegna da 4 punti di vista diversi ed è un'immagine che poi ricorderà quando dovrà fare le incisioni dei disastri della guerra. I corpi impalati sono chiaramente una citazione del torso belvedere e forse la viste a Roma, ma probabilmente considerando i rapporti con altri ambiti accademici possono essere dei gessi visti nel viaggio di ritorno in Spagna. Un'altra parte, un altro capitolo di questa esperienza in Italia è il concorso della Reale Accademia di Parma nel 1771 che aveva come tema Annibale che per la prima volta rimirò l'Italia dagli Alpi. Questo quadro che sta in una fondazione alle Asturie durante tanti anni è stato attribuito a Corrado Giaquinto, effettivamente ci sono dei collegamenti chiari sia con Sebastiano Conca, con Corrado Giaquinto, ma credo che uno delle fonti di ispirazione potrebbe essere stato questo quadro di Pasquale Saramponi che era un artista di Treia, che vinse il concorso dell'Accademia della Balestra nell'anno 1768. E in più la rappresentazione del fiume Po, che prende come spunto l'iconologia del Cesare Ripa, l'immagine di questo fiume nell'iconologia del Cesare Ripa, potrebbe essere stata si ispirava in una cosa che nacque nel 1771, la Sala degli Animali che si trova all'interno del Museo Pio Clementino. E nel taccuino italiano ci sono altri schizzi di animali che può aver fatto lì, in concreto c'è una testa di un asino disegnata 2 volte che potrebbe appartenere allo stesso ambito. Una questione un po' complessa è il rapporto con l'Académie de France, cioè qual è il rapporto di Goya con gli artisti francesi, è una questione che ancora non conosciamo bene e che dovrebbe approfondirsi. Nel taccuino italiano ci sono una serie di disegni che sono rappresentazioni chiare di studi di paneggio, cioè l'Accademia francese era nota proprio per questo tipo di esercitazione, mentre la scuola del nudo era famosa per l'esercitazione del nudo da un modello dal vivo, dal 1730, proprio da quando Blégels era direttore dell'Accademia, era tradizione che i giovani artisti andassero a studiare il paneggio presso Palazzo Mancini. Questo è uno dei 2 quadri che sono stati attribuiti, cioè questo non è attribuito, questo è firmato e datato nella base dell'Ara e che ha un collegamento molto intenso con delle cose che fanno artisti francesi all'epoca, tipo Jean Barbol. Clodion nel 1771 sta facendo qualcosa di simile, ma ci sono tanti altri e che probabilmente lui fece per vendere ai turisti del Grand Tour che appartenevano a un ambito prevalentemente francese. Parallelamente a tutto questo mondo ufficiale, a questo mondo accademico, esiste un altro mondo a Roma che è il mondo degli artisti nordici, artisti svedesi come Sergel o lo svizzero come Fusli che vive a Londra. Julien de Parme è fondamentale, anche se è un artista molto sottovalutato che avrebbe bisogno di essere reinterpretato in un altro modo, e loro costituiscono un perno di tutti questi giovani, nella maggior parte di loro protestanti, per cui vengono esclusi dalle commissioni della Chiesa Cattolica, non interessati ai concorsi accademici, praticamente nessuno di questi si presenta ai concorsi, e che cominciano a riflettere su questioni che riguardano quello che succederà nel mondo romantico, in particolare sulla categoria estetica del sublime, che era stata messa in luce dal 1750 circa da Edmund Burke, che riflettere sul concetto del sublime significava riflettere su tutto un mondo irrazionale in cui rientravano aspetti come il sogno, l'erotismo, la violenza, cioè pensare su quello che c'era all'ombra della ragione dell'illuminismo. Goya entra in contatto, io penso che entra in contatto con questo mondo durante la permanenza a Roma e disegna questa fontana che a mio avviso prende come spunto un disegno di un artista francese che si trovava, un disegno conservato all'Académie de France, ma la filtra attraverso questa mentalità, questi concetti che interessano gli artisti più romantici. E lo fa nuovamente in questo quadro che è stato attribuito a Goya, in cui si avvicina al concetto del sublime.
Nel 1771, nel mese di ottobre, abbiamo sicuramente Goya a Zaragoza. Firma una specie di precontratto per partecipare a fare un affresco al coretto della Basilica del Pilar, che è la chiesa più importante di Zaragoza, per cui significa che questa formazione a Roma già comincia a dare i suoi frutti, cioè, oppure che Goya è stato mandato a Roma appositamente per formarsi per poter fare questo tipo di lavori. E lì lui lavora con Antonio González Velázquez, che aveva già lavorato prima a Zaragoza, e sicuramente ricorda il mondo del Corrado Giaquinto, ma ritorna anche alle proprie radici, perché se pensiamo che lui il primo approccio che ha all'arte è attraverso la bottega di José Luzán, che aveva studiato in un contesto napoletano, che si era formato come astroleo, è un po' come se Goya tornasse con una sua propria visione di quelle cose che aveva sentito dire a Zaragoza, che aveva visto attraverso disegni, incisioni, ma che lui personalmente aveva sperimentato. Anche in questo caso Goya riflette su una cosa, su un lavoro di Corrado Giaquinto, e a mio avviso lo fa attraverso la prospettiva di altri artisti. Sicuramente l'Accademia di San Luca ha visto l'Immacolata, che stava lì, cioè si può vedere, però il contatto con Mengs, che aveva preso anche questa immagine di Corrado Giaquinto e l'aveva in qualche modo ridimensionato, modificato, aveva fatto una riflessione da questa, prendendo come spunto questo quadro, si fa sentire in questa opera di Goya. Nuovamente Corrado Giaquinto, in questo caso credo che il parallelismo con quello che ha visto nella chiesa di San Nicola di Lorenzi è abbastanza chiaro. Questo è un quadro, L'apoteosi della poesia, è una commissione del re di Spagna per il ministro Godoy nel momento in cui è diventato primo ministro, che addirittura si pensa che sarebbe stato collocato nel soffitto della biblioteca, quindi cioè, in qualche maniera l'affresco viene trapiantato a un quadro, un olio. E questo è un quadro in cui è molto interessante perché convergono tanti influssi di diverse cose e di diverse esperienze che lui ha avuto in Italia. E da una parte c'è la presenza di Corrado Giaquinto, penso che c'è anche il ricordo della scultura che Juan Adán aveva fatto per la chiesa di Santa Maria de Monserrato degli Spagnoli, che a sua volta ricorda un mondo classico che ha a che fare con questa Giunone Cessi di cui lui disegna una testa nel suo taccuino, però si incrocia anche con il mondo francese, si incrocia anche con questa opera di Nicolas Delouvel, che era un borsista dell'Accademia francese, che si ispira a un'incisione che probabilmente Goya ha potuto vedere durante la sua permanenza a Roma. Pompeo Batoni è un riferimento molto importante, lo è anche nella sua concezione dei ritratti, tanti dei ritratti, per esempio quelli che fa nella fondazione della Banca di San Carlos nell'82, prendono come spunto cose che ha visto nei ritratti di Pompeo Batoni, ma anche quando si confronta con una tematica mitologica. Questo è uno dei pochissimi quadri di Goya in cui si affronta una tematica mitologica, ricorda qualcosa che avrebbe potuto vedere nella bottega. Tra l'altro Batoni era il rappresentante della Real Accademia del Parma a Roma, per cui se Goya si era presentato aveva dovuto contattare forzosamente Batoni per poter accedere a questo concorso. Piranesi è anche un'altra ispirazione nell'opera di Goya, in questo caso sono le carceri che lui avrebbe potuto vedere. Queste incisioni si vendevano nella libreria Bouchat e Gravier, che sta nella piazza di San Marcello, ma c'è anche un altro discorso di questo quadro. Questo quadro è stato fatto durante il viaggio di Goya a Cadice. Cadice era in quel momento uno dei posti più cosmopoliti della Spagna, c'era un porto dove arrivavano tante cose procedenti dal nord Europa, e lui va a casa di Sebastián Martínez, che era una specie di erudito, bibliofilo e collezionista, e in quel momento, lontano dalla mente della corte, lui lavorava già facendo dei cartoni per gli arazzi alla corte di Madrid, sente questa libertà di poter riflettere su delle questioni che un ambiente della corte molto più oppressivo non riesce a portare. E fa questa serie di quadri su metallo in cui riflette in questo caso sul carcere, ma ci sono anche altri argomenti che hanno a che fare con il mondo preromantico. E c'è anche un altro discorso, che lui probabilmente durante la sua permanenza in Italia ha potuto conoscere il testo di Beccaria sui delitti, sulle pene, in cui si riflette sui diritti dei carcerati. In questo caso
c'è anche l'influsso del Piranesi, ma anche il ricordo delle Colle Farnese che lui disegna nel suo taccuino. Qui vediamo il rapporto con Fuseli. C'è anche Abilgar che ha fatto un quadro più o meno simile e che lui avrebbe potuto conoscere in Cissione durante la permanenza a Cadice. E vorrei concludere con 3 opere che sono vicine al mondo francese. In questo caso questo quadro forma parte sempre di quella serie di quadri fatti a Cadice. Lui si confronta con il tema della catastrofe, che è un tema caratteristicamente appartenente al mondo del sublime, e lo fa probabilmente pensando a questo quadro di Pierre-Jacques Boller, che è un quadro che lui presentò nell'anno 1767 per diventare accademico di merito, proprio nel momento in cui Preciado de la Vega, che era responsabile dei giovani artisti a Roma, era segretario, per cui è facile che voglia avesse avuto il consiglio di Preciado de la Vega di vedere questo quadro. E poi c'è un artista che io penso che abbia un influsso importante nell'opera di Goya, che è Jean Barbol, un artista scarsamente studiato, è stato studiato da Pierre Rosenberg, che lavorava molto vicino all'Accademia francese, ma fino agli anni 60 rimane poi in maniera un po' più indipendente. Questo quadro all'Arrotino è stato fatto insieme ad un altro quadro tipo l'Aguadora. Nel periodo della guerra dell'indipendenza spagnola sono dei personaggi tipici spagnoli. E credo che lui in quel momento abbia in mente questo, o abbia potuto pensare a quest'opera. E poi concludo con questa opera che è stata fatta a Bordeaux. Cioè Goya muore nel 1828, si ritira a Bordeaux 4 anni prima, e nella vecchiaia fa dei piccoli lavori utilizzando dei pezzi d'avorio che modifica con fumo e approfitta quelle macchie per creare delle figure, e in questo caso può darsi che in una maniera quasi un po' nostalgica lui abbia pensato a questi quadri di Jean Barbol che raccoglievano la rappresentazione, i travestimenti del Carnaval nell'Accademia francese, che con certa periodicità organizzava questo tipo di feste, che erano delle feste, cioè l'Accademia francese faceva la festa più importante del Carnevale romano. Grazie. Diciamo che quest'ultima slide ci introduce alla discussione successiva, quindi chiamerei da Jung Geong, che mi auguro insomma la pronuncia non sia proprio del tutto ok. È un dottorando presso la New York University, dove lavora come professore a contratto. Si occupa di questioni relative all'orientalismo, imperialismo e postcolonialismo, architettura post-bellica in Unione Sovietica, Jugoslavia e Repubblica Ceca. Ha partecipato a numerose conferenze internazionali su argomenti come lo scambio culturale tra l'Unione Sovietica e il Giappone, il surrealismo nella Danimarca occupata dai nazisti e il postmodernismo come sintomo di una crisi ideologica. Il suo intervento, dal titolo Orientalizing Rome, French Romanticism Double Ladder, è dedicato al viaggio in Italia dei romantici francesi nel XIX secolo, e quindi Roma come spazio immaginario reinterpretato da scrittori e artisti non solo come deposito di antichità, ma fonte di immagini che richiamano l'Oriente. Prego. Vorrei ringraziare tutti per essere venuti qua. La mia presentazione sarà in inglese, scusi. Cominciamo direttamente. Madame de Staël's Going l'Italie, published in April 1807, marked a watershed moment. French literature was undergoing a momentous shift from the celebration of neoclassicism that Napoleon cherished for its capacity to signify a timeless order, to an emphasis on passion, on nature untamed by reason. Corinne, the novel's protagonist, personified a new spirit, a poetic genius that freely expresses itself in spite of forces threatening to stifle it. Staël's trajectory, marked by an insistence on writing in spite of condemnations from the First Consul, and the eventual imposition of exile, bears an important analogy to her heroines. Corinne's, as well as Staël's Rome,
is a land, quote, where one could be free to be oneself, where the heroine, a woman of independent mind, can carry out, quote, a prophetic mission to the people of Italy, reminding them of the greatness that was theirs once, and would be again, were they a free and united people, end quote. However, the story of a prophet is necessarily the story of a figure who looks down from above, who enjoys the special vantage afforded by an elevated position. Precisely because she is half British and thus not purely Italian, can Corinne cast an analytical gaze at the peninsula, distilling from it qualities and seeking to embody those qualities. She's able to say, quote, I have felt nature here more than anywhere else, precisely because she feels estranged from nature. And it is only in contrast to the solemn austerity of a Protestant service that the splendor of the Easter worship in Rome makes an impression on her. Reflecting Styles' intellectual debt to Montesquieu's understanding of the influence of milieu and climate on art, she also insists on the existence of specifically Italian characters and customs calling for specific artistic expressions. The contrast between the modern and the ancient, which was conflated with the opposition between the North and the South, on which Schlegel and Sismondi famously debated, is an important romantic trope. It is central to Corinne's view on art, as expounded in the dialogue she has with Oswald and Nelville, her male companions to the Vatican Museum. In a highly characteristic manner, Corinne laments, quote, in our modern day, society is so-called cold and oppressive that suffering is man's noblest aspect. And any man who has not suffered has neither felt nor thought. But in earlier times, there was something nobler. It was heroic equanimity, the sense of strength that could develop among unequivocally free institutions, end quote. The noble plainness of ancient art is the genuine expression of poetic genius, while modern art, marked by an estrangement from the natural, is tinged with a certain theatricality. Writing in the wake of Corinne Gulli-Degli, Stendhal would echo the Styles language, though he would principally discuss Renaissance masters. He privileged naivete, which he identified as the sine qua non of genuine art, as a quality that, quote, renders so attractive the study of painters from the second half of the 15th century that makes it impossible not to, quote, prefer Ghirlandaio to Girodet. Philippe Berthier has commented that, quote, inasmuch as Girodet sought above all to please the public and the journalists, he was a false artist, while the Florentine school, in embracing nature, participated fundamentally in aesthetic truth, which cannot exist outside a contact with the verity of what is seen. End quote. Naivete was a quality not only necessary for a genuine artistic expression, but also to be admired when found in the object of contemplation. Dancing the tarantella with Prince d'Amalfi, Corinne moves with incredible skill, and being familiar with all the postures depicted by the ancient painters and sculptors brings to mind, quote, the woman dancers of Herculaneum, becoming a captivating tableau for a contemplative gaze that Styles suddenly introduces at this moment in the narrative, jarringly relegating the heroine to the state of an object. Quote, the graceful litheness of her movements, mixing modesty and sensual delight, suggest the power exercised over the imagination by the bayadère. Corinne is here the conflation of Italy and the Orient. As a personification of art, Corinne inhabits a distant time as well as a distant place.
Romantic idealism differs from its neoclassical counterpart in that not only a distant time, but also a distant place is evoked, in that the Northern Cynic, having rejected modernity, arrives in Italy not only to find solace in the crystallizations of a glorious past, but also in the images of an alternative present. The peninsula's present contrasted with that of the North, and just like the splendid Orient now reduced to subjugation, was othered and fetishized by the Northerner. As Murray Pittock explained in his Scottish and Irish Romanticism, Italy was, quote, the hither Orient of the Grand Tour. Its appeal residing in, quote, its backwardness, ruin, and exoticism. Significantly, he reveals that this view arose within an international context, encompassing English, French, and even Italian discourse, highlighting Giambattista Vico's influence, for example. Italy, in short, participated in its own othering. Othering, as Edward Said perceptively noted, is a question of representation. Karl Marx's statement that workers must be represented because they cannot represent themselves, mutatis mutandis, is a point of departure for Said. Vico's verbal portrayal of his own people finds a correlative in the realm of visual culture, Bartolomeo Pinelli's illustrations, which would be an important source of motives for the French Romantic painters who succumbed to the exotic appeal of the hither Orient. His 1807 Scene e costumi di Roma e del Lazio is an album of etchings marked by a decidedly ethnographic character. Each image reveals an aspect of the mores characterizing the region, whether it be an attire, a profession, or a landmark. Venditore di teste di maiali per le strade di Roma, detto vulgarmente Tripparollo, for example, identifies the Tripparollo, or the seller of pigs' heads, as a typical element of the Roman streetscape, as a sort of stock character whose idiosyncrasies are comic and elicit amusement. Upon closer inspection, what appears to be the etching's realism reveals itself to be something else, to be an engagement with past art more than a devotion to the faithful representation of the real. Annibale Carracci's Tripparollo, one of the designs dating from the last quarter of the 16th century and forming the collection Le Arti di Bologna, is an obvious reference point and demonstrates that the Tripparollo, after all, is not specific to Rome. He existed whenever and wherever an artist intent on romanticizing the quotidian conjured him up. The paradigmatic logic governing Carracci's treatment of the Tripparollo contrasts with the syntagmatic logic governing Pinelli's. Roland Barthes, in his Les Planches de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, explains the duality of the plates in the following terms. Quote, the majority of these plates are formed of two parts. In the lower part, the tool or the gesture, the object of the demonstration, isolated from any real context, is shown in its essence. It constitutes the informative unit, and this unit is generally varied. In its aspects, elements, kinds are detailed. This part of the plate has a role of declining the object, of manifesting its paradigm. On the contrary, in the upper part, or vignette, this same object in its varieties is apprehended in a lively scene, generally a scene of sale or manufacture, shop, or workroom, linked to other objects within a real situation. Here, we discover the syntagmatic dimension of the message. As a paradigmatic representation of the profession, Carracci's Tripparollo is abstracted from context.
There is nothing to link the foreground to the background, and the highly schematic background feels like a poorly executed theater backdrop to the detailed foreground that is the focal point of the print's function as, in Dachtian terms, an informative unit. The special attention to the attire and tools characteristic of Triparoli reflects a sort of scientific devotion to analysis, to the process of breaking absurd reality down into manageable fragments and scrutinizing them in isolation from one another. Pinelli's, on the other hand, inserts the profession into a narrative, though the artificiality of the narrative becomes clear upon identification of tropes like the resting traveler or the mother holding the child in a Marian fashion. However divergent it might be from realism in the strictest sense of the word, the scene is agreeable because it is syntagmatic, because the informative dimension of the image coexists with what might be called the romantic dimension. The romantic dimension of Pinelli's image consists in the impulse to go beyond the mere description of Triparolo and contemplate, for instance, the continuity between aspects of contemporary life and antiquity. The arches in the background signify the persistence of the classical past. Generally speaking, Pinelli's images possess, in addition to an informative ethnographic dimension, a romantic dimension that consists in a certain idealization of the aspect of reality under scrutiny. They foreground either a costume, a profession, a dance style, or a landmark associated with a particular region, but it is in becoming a syntagm, or in acquiring a context that they go beyond the ethnographic into the realm of the artistic. The peasants of Costumi di Sarzana, Ducato di Genova, contain ethnographic information as much as they exude confidence and embody a quiet, almost heroic, classicizing monumentality. The gestures toward monumentality do not contribute to the print's epistemological function and are in fact distracting to the extent that they interfere with the ethnographic information. The same syntagmatic logic governs Sartarello Romano and Distribuzione del pane ai contadini nell'interno dell'anfiteatro Flavio, both of which place the contemporary next to classical. Syntagms are juxtapositions and form the basis of romantic and, by extension, Orientalist engagement with the other, while paradigms are abstractions constituting pure ethnographic information. The work of Ernest Hébert, a French painter who devoted himself to the study of contemporary life and was cousin to Stendhal, is illustrative of the extent to which the syntagmatic logic governed certain French romantics' engagement with the Eternal City and the peninsula in general. Born in 1817, he studied under Pierre-Jean-David d'Angers and Paul de la Roche. After securing the Prix de Rome and enjoying an enthusiastic salon reception in 1839, he left for Rome in 1840. He quickly came under the influence of Ingres, then director of the French Academy, and began the study of Roman peasantry, not neglecting, though, the old masters, but seeing their subjects reflected in the peasantry of the day. American art historian D. Katie Eaton, in his 1914 Handbook of Modern French Painting, remarks that Hébert saw, quote, the divine motherhood and the incarnation in Italian mothers and babies, that their sad lot and unwholesome circumstances became associated in his mind with vicarious suffering, end quote. Stendhal, in a letter of recommendation he wrote for Hébert, encourages the addressee to take his young cousin to Tenerani's atelier, lamenting the terrible sculptures of Paris. Quote,
I would like Mr. Hébert to see that it could be done differently, and that Paris possesses only the spirit of le charivari and the art of intrigue, he writes. If the familiar antithesis between Paris as a post-Labsarian world characterized by vice and degeneracy, and Italy as a locus of virtuous naivete had been a mere literary trope with Madame de Staël, Stendhal's evocation of it suggests that it now took on a pedagogical meaning, signifying for the young aspiring academicians the wisdom of a mentor on the basis of which to envision a new art expressing new ideals. Though antiquity remained the most important reference point, new priorities had emerged, calling for a new approach to art. Among these new priorities was the embrace of liberalism. And it is notable that Stendhal, in his 1819 Del Romanticismo nelle Arti, employed the Italian language to articulate the relationship between the new political outlook and the new conception of art. Susan Waller observes that in 1829, quote, an anonymous writer for Le Journal des Artistes et Amateurs described the peasants of Rome who posed for artists as characterized by proud faces, vigorous bodies, a noble carriage, and an air of command which still seems to reveal that genius of their forebears, the ancient Roman citizens, end quote. As for Hébert, Les Filles d'Albito and Les Salvaroles et Romains of 1855 and 1859 merit discussion in that the monumentalization of peasant life depends on a kind of institutionally sanctioned syntagme. That is, on an academicism indicative of an impulse to replicate established knowledge, a privileging of cliches over irreducible reality. Les Filles d'Albito makes a double allusion to established practice. On the one hand, there is reference to the classicizing image of a woman with a jug that, originating in Raphael's Fire in the Borgo, was popularized by prints like the one by Peter Duncker from the 60s, 60s, 70s. More recently, and in the French context, a drawing by Théodore Géricault from 1816 also reproduces the image. American art historian Willa Whitney, in a 1997 study on Géricault's brief Roman sojourn, points out that the motive was an object of preoccupation for the artist and made its way into compositions like Young Woman with Children Bearing Water, known only through tracings by Alexandre Collin. A theme drawn from Roman street life could thus acquire a classical monumentality, become an element of a system of intertextual references, and finally get inserted into a syntagme that, however abstractly, signifies a specific locale, in this case the town of Alvito in Lazio. The fact that the background is a nondescript mountainscape that is more an exercise in sublime imagery than a documentary representation is further evidence that what mattered is the projection of ideals onto exotic subjects, not genuine engagement with empirical reality. In a letter to his mother, Hébert writes, Je suis parti seul pour cette excursion parce que j'en fais une chose sérieuse dont peut dépendre la direction de mon avenir. Après avoir satisfait un certain désir de peindre d'après nature, que je réalise depuis 18 mois, je pourrais me remettre à la peinture d'Attilia avec plaisir. J'ai dû, à mon insu, prendre des goûts la vie tourmentée de peindre à Paris et aspirer au grand air et à l'art que je respire. De là, s'en est suivi mon long séjour en Italie et les efforts que je fais pour saisir en peinture l'idéal que je rêve. To capture in painting the ideal about which he dreams. This constitutes the essence of Hébert's romanticism. Les Salvaroles, just like Les Filles d'Albito, is notable more for its conventionality than for its description of rural life in Cervara di Roma.
As for Les deux hôtellistes devant Constantinople ou Rêverie, which Hébert painted under Ingres' guidance, it articulates the same tendency toward abstraction and demonstrates that Orientalist imagery, just like the representations of Italians, constituted a sentient, sustaining the projection of ideals onto an aspect of empirical reality that solicits attention because it contains the other, because it allows the artist to envision an alternative reality. Quote, almost from earliest times in Europe, the Orient was something more than what was empirically known about it, Edward Said remarked. And the tension between ethnographical information and romantic imagination characterizing Hébert's engagement with rural Italy illustrates that it is possible to understand Orientalism not as something geographically specific, but as an attitude that could be adopted with regard to an entity, any entity, in fact, lending itself well to idealization. When Delacroix declared that Rome is no longer to be found in Rome, that Algiers was his Rome, he gave the romantic conflation of Rome and the Orient its most memorable articulation. Thank you very much. So che parli perfettamente italiano, quindi le domande sono ben accette anche in italiano. Vorrei invitare qui il professor Boutier e Raquel. E iniziare da una riflessione che ha fatto il professor Boutier dicendo che appunto noi lavoriamo sul prodotto del Grand Tour, quindi è un lavoro di memoria per formare poi la nozione che noi oggi conosciamo come Grand Tour. Poi abbiamo visto anche diverse tipologie di taccuini, cioè il primo, quello conservato presso la Biblioteca Nazionale Francese, e l'altro con numerosi schizzi qui a Madrid, al Prado. Ora, la riflessione che viene appunto è che nel secondo caso la descrizione è proprio una fotografia delle opere, quindi è impossibile che ci siano delle differenze enormi sulla descrizione effettiva dell'oggetto, mentre la descrizione scritta rimane comunque sempre abbastanza personale. Quindi vorrei sapere nelle sue addirittura 350 raccolte di descrizioni, cosa ha trovato di particolare che possa far emergere questo aspetto. Una domanda complessa e senz'altro che meriterebbe una risposta lunga. Sono delle tipologie molto, molto diverse e quindi abbiamo tipo il taccuino di Goya, che sono appunti che sono presi sul posto e queste sono tracce immediate delle realtà vissute. Ci sono produzioni che sono fatte dopo come un lavoro di memoria, una ripresa, memoria per sé, memoria per altri, memoria per costruire una figura, memoria per trasmettere un sapere, sono vari usi. E poi sono anche testi che sono stampati. No, non è l'accesso, esatto. Sì, testi che sono stampati, quindi con un uso pubblico per mostrare qualcosa ancora altro, quindi differenze numerose senz'altro. E quello che mi stupisce spesso sono i silenzi delle fonti, quindi cose che sono nascoste o non presentate, insomma. Riprendo perché l'ultimo che ho letto e riletto, il testo che ho presentato, all'inizio dice: ho portato come una grande quantità di regali per darli a quelli che mi ospiteranno. Nessuna traccia nel testo. Perché? Non ho risposta. A questo punto la cosa interessante è in certe volte la capacità di incrociare fonti, quando c'è carteggio, testimonianze esterne, racconti, a questo punto si può lavorare. Questo per il momento è un testo unico, quindi bisogna prenderlo. Sì, perché è anche giovanissimo d'autore, quindi quanto possiamo fidarci delle sue competenze politiche? Nello stesso tempo
non si tratta di competenze, anche il racconto di un'esperienza. E a questo punto il problema è di sapere se è come potremmo immaginare un'esperienza vissuta e trascritta in un discorso o la ripresa di modelli di esposizione che sono, non so come ci in italiano, convenu, aspettati. E quello è un po' tutto il discorso che è la produzione di un racconto di un viaggio del genere. Ci sono domande dal pubblico? Vai. Io volevo chiedere sempre a Boutier, anche questa forse è più una curiosità, e forse anche alla Gallego. Ero molto curioso da questa citazione che ha fatto di Loreto, perché in realtà noi adesso abbiamo, come dire, un sentimento verso questo santuario un po' dopo questa secolarizzazione, dopo la seconda guerra mondiale. Diciamo, ci sono molti turisti, ma non è così frequentato come invece possiamo intuire dalla lettura della letteratura, diciamo, seicentesca, settecentesca e via discorrendo. Ero un po' curioso di sapere cosa, insomma, questo viaggiatore come la descrive, perché è una chiesa realizzata da Bramante, poi che ha interventi successivi, da Vanvitelli, Spignani, insomma, era un po' il centro forse della cristianità e di un percorso marchigiano molto interessante, insomma, e anche la Gallego, sono curioso di sapere qualcosa di più. Io ho trovato diversi racconti di viaggiatori che vanno a Loreto e le descrizioni spesso sono molto, cioè quasi come se fosse un inventario, e in quella sala sacra c'è questo, cioè sono abbastanza descrittive, non è che sì, molto precise e molto descrittive. Io credo che c'è anche un'altra ragione per cui il santuario di Loreto si piazza un'altra volta, per dirlo in qualche modo, nel panorama, no? Ed è una questione puramente pratica, perché all'epoca il sistema postale dello Stato Pontificio, le poste dello Stato Pontificio deviano il percorso saltando una parte dell'Umbria e indirizzandola verso Ancona, perché Ancona doveva diventare un porto. Però è diventato ancora più importante perché sono stati fatti tantissimi lavori di bonificazione tra il 1720 e il 1750. Per cui per lo Stato Pontificio, che aveva sì il porto di Civitavecchia, però punta tanto a concentrare tanti investimenti, tanto interesse nel porto d'Ancona. E questa deviazione, cioè anche il fatto che tutta la zona della Toscana nelle poste è molto meno trafficata, meno articolata, fa sì che questo porto diventi, cioè questa zona, cioè tutte le Marche ma anche il santuario di Loreto, diventi un polo d'attrazione. Per Loreto, devo dire che quando ho letto questo passo sono rimasto abbastanza stupito, perché è presentato come un altro oggetto, cioè il primo oggetto del mondo è Roma e il secondo oggetto è Loreto. Questo mi ha stupito. Allora, siamo nel pieno 600, secolo dei santi, quindi dobbiamo assolutamente, come dire, pensare a questo contesto. Secondo elemento, per il viaggiatore è un sostituto di Gerusalemme, di Palestina, cioè di Betlemme, questo è molto chiaro. La cosa strana è che non c'è una descrizione materiale del luogo, soltanto passa lui qualche ora a Loreto, insomma, durante il viaggio non si ferma, e la dimensione simbolica che è quella centrale, non c'è niente altro. Una tappa obbligata. Una tappa obbligata. Tutti i viaggiatori cattolici fanno il viaggio di Loreto. Sì. Altre domande? Sì, è una curiosità tecnico-linguistica che volevo rivolgere al professor Boutier. Quando ha descritto appunto dell'anonimo viaggiatore le considerazioni su Roma, cioè cita, non ha mostrato il testo francese ma ne ha citato in traduzione italiana, e dice ovviamente è notevole per le chiese, le piazze, i palazzi e dei deliziosi vigneti. Allora mi chiedevo qual è il termine francese che usa, perché se è vigne, e allora potrebbe essere deliziose ville, diciamo, perché è un po' strano che in quel contesto, non so se era una traduzione oppure, perché in quel contesto ovviamente uno degli elementi fondamentali anche di Grand Tour, a partire dalla fine del 500 e tutto il 600, è proprio la descrizione delle dimore
appunto di vita. Sì, devo scusarmi, è uno sbaglio di traduzione, sono vigne, sono le vigne delle famiglie romane, quindi a questo punto è anche un'indicazione che se lui, come lui era stato ricevuto da famiglie aristocratiche romane. Grazie. Prego. Altre domande? Io volevo chiedere due cose, una a Boudier e una a Galletto, senza fare ecco Giuseppe. Al professor Boudier volevo chiedere se invece ci sono descrizioni dei palazzi, delle sedi del potere che lui visita, o se le descrizioni si limitano solo a questioni militari. Invece a Sagherleco volevo chiedere una banalità, ho visto che nell'elenco delle città visitate ci stava anche Senigallia. Sì. Volevo sapere se la città era citata in altri casi. No, ma la città di Senigallia è citata perché fa parte di questo percorso. Io credo che lui arriva da Barcellona a Genova. A Genova prende una nave, arriva a Civitavecchia e poi va a Roma. E questo è il suo viaggio d'andata. Nel suo viaggio di ritorno programma delle piccole anche fermate e le poste, se tu prendi, cioè ci sono le guide dell'epoca che includono tutte le poste, Senigallia è una delle tappe di queste poste e lui si vede che ricordando forse a posteriori i posti che ha visto ricorda Senigallia perché non sono precisamente ordinati, però ci sono aree geografiche, cioè si vede che lo sta facendo a memoria, che non c'ha davanti una guida, che non c'ha, però è una di quelle tappe. Però probabilmente si ferma perché se no avrebbe detto che era una di quelle che ha visto dall'esterno, come mi sembra Pavia o... L'anno è 1771. L'anno di andata 1769 e il ritorno nel 71. Probabilmente, cioè, guarda, l'ultimo documento che abbiamo che ci colloca Goya a Roma è il 27 aprile del 1771, che è questo documento delle capitolazioni matrimoniali in cui lui probabilmente pensa già di sposarsi con Josefa Vallée, che era la sorella dell'artista con cui poi lo aveva tutelato. E io credo che lui fa questo documento e poi comincia il viaggio di ritorno facendo delle tappe, delle soste. Io credo che faccia tipo una piccola permanenza a Venezia, poi c'è una parte del taccuino nell'ultima parte dove fa città come Tortona, Voghera, Broni, Casteggio, che vuol dire che sono delle città che fanno parte di un piccolo tragitto, molto precise lì, ordinate tutte in modo chiaro, cioè lui le ricorda o forse l'ha notata perché aveva vicino la guida. Se si fa tornare alle descrizioni, ci sono ovviamente delle descrizioni di palazzi, ad esempio c'è una lunga descrizione del palazzo dei Doge a Venezia, ma rispetto alle descrizioni tecniche di fortezze, castelli, eccetera, sono minori. Ho forse un po' insistito un po' troppo, ma secondo me è veramente una delle caratteristiche di questo diario e di altri, non è l'unico, insomma, di questo diario in particolare, e che corrisponde molto al momento di inizio delle grandi guerre di Luigi XIV, anni 60 fino alla fine del regno. Quindi il re di Francia si presenta come un re di guerra e uno che vuole essere vicino al re deve partecipare a queste iniziative e secondo, insomma, mi sembra chiaro che le istruzioni ricevute dal re concernono soprattutto queste informazioni militari. Sì. Non ci sono altre domande? Vai. I have a question on the double L, which opens really nicely to the round table afterwards, because it's about alternative imagery of being other and entering into contemporaneity somehow. Yes, I don't have really a question, I have to say, but a comment, which fits to a memory long ago with Alarm, because we visited once with the Medici, which was one argument of your talk, and the director's room is in one of the towers, and it's exactly decorated in this orientalizing fashion, and I don't remember the name of it was one of the first directors of the Medici, might be, no, I don't know. Well, and I think it's
quite interesting that this fashion is in this place, and I don't know what's going on in this moment reading Villa Medici, but of course they brought it back to France, and maybe you can tell a bit more about that. So academies and fellows in the Villa Medici, and then coming back home. Yeah, so apparently Ancre was insistent that he really insisted on Hébert just studying, contemporary Rome, not sort of, not, making copies from from antiquity, but really just, getting himself out there and like really observing what was going on. And yet the results are not really, as I argue, like representative of like the direct study of like contemporary life, right? There's this romantic dimension. So like really this sort of like contamination really interested me. Yes, he was really interested in just empirical reality, observing like its various sort of aspects, and yet what he produced was this kind of super interesting image that isn't really like that doesn't really convey a sense of like a desire to be faithful to empirical reality, right? I mean, there's a lot more going on than just the ethnographic, and that's what I was trying to argue. And with regard to what the others were saying about like the routes taken by Grand Tourists. What's interesting about Hébert and his friends, or this isn't just this isn't limited to Hébert. Like one could say this of like the other romantics. They really sort of had this notion of like the normative route, like the route that everyone takes, right? And in opposition to that, like this kind of like an abnormal kind of a route, where they bypass like the key sort of towns to be visited and just kind of really sidetracked and like explored like the territory that had not been explored by previous Grand Tourists. And if I had more time, I would have tried to connect this to like this search for new imagery. So they had in mind to sort of diverge from like the established practice, right? The customary way in which the Grand Tour took place, and they really kind of diverged from that beaten path. And I suppose that there's a correlation between this kind of trailblazing kind of mindset and like the search for new imagery. Allora, se non ci sono altre domande, lo chiamerei per il dibattito quasi finale, e poi vedo, insomma, finale davvero l'abbiamo inerziana, quindi chiamerei il Giuseppe Bonaccorso, Jacopo Benincampi e il professor Boschini, lo chiamiamo. Grazie. Facciamo un commento anche abbastanza breve perché il Grand Tour non finisce, continua. Un po' di gente. Continua ancora nella biblioteca hertziana, quindi vi saremo molto rapidi. Io faccio solo qualche piccola considerazione. Intanto ringrazio le tre ragazze, tra virgolette, i nostri tre giovani colleghi che hanno continuato, hanno preso il testimone del Grand Tour che abbiamo impostato a Tor Vergate e l'hanno anche un po' cambiato, devo dire. Mi piacciono alcune novità, alcune cose adesso le diciamo, quindi comunque voglio ringraziare di nuovo Arianna, Jacopo e Anne, e poi tutto il RAN, quindi anche Francesca e tutti quanti. Cosa vorrei dire? Mi piace molto questo aspetto tematico che non c'era nel Grand Tour degli anni precedenti e su cui quindi anche chi risponde alla call viene selezionato sulla base di un indirizzo che crea un po' una novità rispetto al Grand Tour che era un po' più generico degli anni passati. Quello che mi ha un po' colpito, devo dire, è che l'architettura è un po' in
secondo piano, salvo nella prima sessione, però entra, come dire, trasversalmente negli altri contributi. Anche questo, diciamo, è un aspetto che mi sembra molto interessante. Quello che noto è che manca l'architettura contemporanea completamente, che invece negli anni passati la periferia c'era un'esplosione, ogni anno era sempre di più, e quest'anno è un po' strano, però ovviamente rispondono alla call e ci sono, come dire, non dipende da nessuno, evidentemente c'è stata una diminuzione di interesse quest'anno. E un'altra cosa che forse mi piacerebbe che fosse di nuovo in qualche modo riveicolata nel Grand Tour è questo confronto metodologico, che invece era molto forte, ma insomma era sull'architettura. Invece oggi c'è stato, devo dire, molto grande interesse sulla questione proprio Grand Tour, perché gli interventi erano molto centrati sul viaggio, anche con dei tagli diversi, e anche la questione dello studio dei taccuini, diciamo, che sono stati studiati, vivisezionati, diciamo, con punti di vista anche diversi. Devo dire, è un bel approccio che forse effettivamente mancava negli anni passati, insomma. E quindi, che dire, altre cose, un'altra cosa che anche mi piace molto, che c'è stata anche una grande medialità, soprattutto nella preparazione, i social sono serviti a molto, insomma molti sono venuti, sono andati via, sono ritornati, però vedo che tutti sapevano, quindi questo ha funzionato molto bene. Poi c'è stato questo passaggio, perché il Grand Tour del terzo millennio aveva anche un sito, che ho visto che Arianna ha ripreso, è veramente un grande lavoro tutto questo che avete fatto, di rimettere in piedi, diciamo, tutto un sistema che ovviamente, diciamo, va rotato, ma insomma devo dire che quest'anno è andata già molto bene. Quindi, e poi anche un'altra cosa che credo che sia molto importante è l'annualità, perché noi negli ultimi anni l'avevamo fatto diventare biennale, perché voglio spiegarlo, vabbè, insomma tutti quanti siamo un po' del settore, ma fare un convegno sul Grand Tour con i rappresentanti delle accademie straniere è veramente molto difficile, perché i borsisti, i dottorandi, ma anche i professori famosi che vengono per l'anno sabbatico, eccetera eccetera, stanno un po' di mesi e poi vanno via. Quindi, diciamo, se uno fa una mailing list, automaticamente l'anno successivo non funziona più, quindi è un lavoro veramente enorme, è una cosa veramente complicata, che chi ci è passato lo può testimoniare. Quindi, diciamo, si sono presi questi ragazzi, diciamo, un'eredità che da questo punto di vista è molto complicata. Devo dire che l'hanno portata avanti in un modo veramente elegante, affascinante, coinvolgente, insomma, e siamo tutti molto grati per questo. E poi una parte del contemporaneo continua tra un po', quindi insomma aspettiamo, e poi siamo molto curiosi di vedere quello che succede anche in fototeca. E tra l'altro io sono un grande fan di Anne Scheiner e di Maria Bremer, quindi siamo molto curiosi di vedere che succede tra un po'. Grazie. Allora, io rispetto alle indicazioni che ho portato stamattina, quella di guardare anche T-Tour come fatto molto importante, aggiungerei anche un altro tema, giustamente evidenziato il carattere innovativo dei temi che avete introdotto, eccetera, al di là delle lamentazioni sulla poca architettura e sulla mancanza soprattutto della precedente attualità. Però io penso a un altro tema, per esempio, che è quello delle dislocazioni, capire gli apporti di questi sguardi incrociati. Penso alla Cappella Cesi, mi sono occupato recentemente della presentazione del libro di San Gallo. Però tra le cose importanti per me c'è la scoperta di questo viaggio a Roma di Rosso Fiorentino, uno dei grandi manieristi toscani. Vi ricordate la deposizione di Pontormo a Santa Felicita? Pontormo non si muove mai, Rosso Fiorentino sorprendentemente scende a Roma per lavorare attorno al 1524 con Antonio da San Gallo per questa Cappella Cesi. San Gallo mette assieme fa il direttore d'orchestra con Simone Mosca, con Rosso Fiorentino, poi liquida immediatamente, forse anche giustamente, perché i due affreschi che sopravvivono dalla decorazione di Rosso Fiorentino, la cacciata dal paradiso terrestre e la nascita di Eva dall'apostolo di Adamo, sono dei brutti affreschi, ma
Perché? Perché ha guardato a Michelangelo, perché ha colto in maniera maldestra la lezione romana, non lo sappiamo, però anche vedere i rapporti da avere di queste dislocazioni altrove. Ma mi viene in mente un'altra dislocazione, quella che tutti conoscete, la Cappella Sciocchi del Monte, siamo nel 1550 a San Pietro di Montorio, vedere il viaggio fisico di Ammannati che va in Lunigiana con Vasari era impegnato a Roma per la stanza dei 100 giorni, ecco, vedere cosa contribuiscono e che apporti danno questi, li ho chiamati sguardi incrociati, ma sono proprio dislocazioni per un periodo lungo. Penso allora a un altro, per me straordinario scultore toscano, Baccio Bandinelli, che diciamo nella committenza delle due tombe Medici per Leone X e per Clemente VII, c'è una storia lunghissima di attribuzione, perché prima queste tombe vennero affidate a Michelangelo attorno agli anni 20 e poi con la questione del Sacro di Roma Michelangelo non se ne occupa più, subentra un progetto prima di Peruzzi che vuole fare però delle nicchie diciamo di ispirazione bramantesca, non va bene questa soluzione, viene affidato il progetto Sangallo, ecco arriva Baccio Bandinelli che con Sangallo realizza mi pare di Santi Pietro e Paolo, poi Raffaele di Monteverno, che collabora anche al grande tormento dell'esasperazione della tomba per Giulio II di Michelangelo, però anche nelle due tombe Medici in Santa Maria sopra Minerva, che era allora la chiesa dei toscani, della nazione toscana, perché parallelamente sono i grandi lavori di San Pietro, quindi Santa Maria sopra Minerva, legata agli Orsini, per un po' di tempo è vista come il luogo della nazione toscana. Ecco, quindi vedere che cosa apportano questi scambi, queste dislocazioni per artisti che sono poco pensabili come artisti sulla piazza di Roma e che abbiamo visto lavorare in maniera continuativa, no? e sicuramente con l'imprinting della cultura toscana di quegli anni. Ecco, capire allora anche queste cose interstiziali che abbiano contribuito a cambiare il senso della poetica dei singoli autori, quindi un po' più di interiorizzazione del lavoro al di là della creazione poi delle cose straordinarie che abbiamo visto e che conosciamo. Insomma. Questo è il mio contributo. Io in conclusione vorrei dire solo un paio di cose. Quest'anno ci è toccata a noi questa patata bollente di riprendere in mano il Grand Tour e provare a noi non ci sono mai capitate queste occasioni epocali e apicali. Beati voi! Abbiamo pensato quindi a questa idea della call che da una parte ha permesso di avere di accedere a contributi che altrimenti non avremmo potuto conoscere. Dall'altra parte il risvolto della medaglia è stato che alcune cose come l'architettura contemporanea quest'anno non sono emerse. Abbiamo provato a rispondere con questa idea della round table che mette a confronto l'arte e l'architettura, e sempre torniamo poi alla vecchia storia che alla fine l'accademia era delle tre arti sorelle. Penso che la giornata sia andata per il momento abbastanza bene, nel senso che i contributi che all'inizio avevamo qualche perplessità su come si potevano incastrare fra di loro, invece hanno evidenziato dei legami inaspettati, una trasversalità che penso solamente al fatto di Villa Medici, che è stata più volte citata, e quindi artisti francesi che però sono interessati alla cultura greca, alla Magna Grecia, artisti invece greci che vengono a Roma per studiare a Roma, e qualcuno addirittura si ferma a Villa Medici, poi anche addirittura olandesi. E questa trasversalità che però si intreccia e che trova in Roma il punto di congiunzione, e si intreccia però con un contesto politico instabile, e quindi questo è l'altro fattore che mi sembra che emerga con forza. Volevo citare la frase che avevo sentito dire al professor Boutier, che citava a sua volta il nobile uomo francese, diceva regnava la pace in tutta l'Europa, e quindi quello mi ha colpito, il fatto di partire che in un momento di tranquillità
per vedere cosa? Le corti più belle d'Europa, e quindi il viaggio come anche un momento di comprensione, cioè una ricerca dell'utilità del viaggio, utilità che poi è soprattutto l'utilità per gli artisti, abbiamo visto anche con Goya, con l'ultimo contributo, e poi si apre a dinamiche più ampie. Quindi grazie a tutti gli speaker che veramente hanno costruito un episodio in questa giornata inaspettato. Grazie veramente. Jacopo, perché ha usato un termine che mi fa rabbrividire, ha detto abbastanza bene. Allora, siccome ho fisso nella mente una mia figuraccia quando riciclando un regalo, e mi è stato risposto, a me e alla mia signora il suo lavoro ci è proprio piaciuto abbastanza. Allora non so se questa persona non sapesse il significato, la diminuzione in questo abbastanza, però insomma a me quello mi ha detto ci è proprio piaciuto abbastanza, quindi c'era un rafforzativo, ci è proprio piaciuto abbastanza, e queste cose per cui ce l'ho sempre come spada di Damocle sulla testa, per cui spero che ti sia piaciuto moltissimo. Grazie, scusate. Perché quando c'era Fernando sempre bello rispondere abbastanza. Adesso ci spostiamo tutti alla Biblioteca Graziana, al Velino Stroganoff, che sta lì davanti, dove la giornata continuerà con la round table a cura di Anne Scheinert e Giorgia Restaldon. Grazie.